L'hanno cambiato soprattutto i fogli, quindi mi auguro di essere qua con dei rivoluzionari. Io dico molto spesso, scherzosamente, ma fino a un certo punto, che il movimento ha tre fondatori, due noti, pubblicamente proposti a tutti. Sì, no, ma intanto aspettiamo qualche altro minuto, e si tratta di Beppe e di Gianroberto Bonanima, e poi un terzo che è stato tenuto nascosto e più, si chiama Franco Basaglia, o meglio si chiamava Franco Basaglia. Probabilmente qualcuno ricorderà che negli anni '80 una grande legge ha ottenuto la soppressione dei cosiddetti manicomi. La proposta di legge fu merito di Franco Basaglia, psichiatra che rivoluzionò il sistema, insomma, della cosiddetta gestione, presa in carico della malattia mentale. E io scherzosamente dico che noi movimento abbiamo surrogato i manicomi perché al nostro interno c'è veramente l'universo mondo, c'è di più, e quindi avere delle persone che si sottopongono ad un sacrificio importante per ascoltare qualcuno ragionare di etica e politica, di etica e diritto, è qualcosa di straordinario. Credo che, insomma, quando Christian mi dirà possiamo cominciare, non so se qualcun altro deve arrivare, vi chiedo una cortesia. Io vengo molto spesso accusato di essere professorale, didattico e così via. Tutte le volte che si ha un minimo dubbio, tipo stimolo di Pavlov, il martelletto sul ginocchio, mano alzata, perché non ci si deve mai vergognare di domandare. Io sono un convinto assertore del fatto che la filosofia debba essere insegnata a tutti. C'è un progetto portato avanti da alcune istituzioni scolastiche emiliane che vuole che la filosofia venga proposta a partire dalla scuola primaria. Sono convinto che tutti i ragazzini, quando iniziano ad avere la capacità di parola, domandando ai genitori perché siano dei grandissimi rompiscatole, ma appunto perché tali dei potenziali filosofi, perché la domanda per eccellenza filosofica è semplicemente perché. E allora, quando io qualche mese fa sono stato a Mira ad aiutare il gruppo locale per la campagna elettorale, al viso l'avevo già conosciuto, e ho trovato la candidata sindaca che era un insegnante di scuola primaria, ed ho scoperto che tutti gli sforzi che l'amministrazione comunale nel tempo ha profuso grazie a individuazione di risorse che sono state finalizzate a questa scelta, investire sui bambini della città di Mira, io ho capito che là si sta facendo un ottimo lavoro coerente con i valori del movimento, perché il movimento nasce affinché noi si faccia funzionare il più grande personal computer che ci sia stato mai messo a disposizione. Questo personal computer si chiama cervello, ce l'abbiamo tutti nella scatola cranica, non sempre però ci ricordiamo di passare dal stand by all'on, e quindi rimane sempre potenzialmente il più grande PC a nostra disposizione, di fatto però non viene utilizzato. Io adesso penso di poter cominciare. Buongiorno a tutti, siamo formali. Allora, etica è un termine che deriva dalla lingua greca. Ethos viene molto spesso fatto corrispondere etus, terza declinazione greca, viene spesso fatto corrispondere a mos moris, latino, dal quale si fa derivare morale, per cui c'è una sorta di propensione a far coincidere etica e morale. Non è esattamente così, però non entro nel merito perché altrimenti faremo una discussione immediatamente di filosofia pratica. Vorrei far comprendere questo. Noi siamo, partendo dalla famosa definizione aristotelica, esseri
animali con vocazione politica, zoon, politikon, kai, logon, econ oppure kai, logikon. Queste sono le definizioni che trovate nei testi di Aristotele. Se non ricordo male, nella politica io inizio ad avere problemi di memoria, vi chiedo scusa, ma al Senato ci mandano i rincoglioniti, e per l'età, non per altro. Parlo per il sottoscritto, come ovvio. Ora, Aristotele con queste scelte lessicali è stato molto netto, perché politikon è un aggettivo che va immediatamente sottoposto ad analisi, e vi prego di essere attenti, perché è la lingua quella che ci deve sempre orientare. Politikon è un termine da cui anche al semplice sentirlo noi nella lingua italiana associamo politico. Probabilmente molti sapranno che poleos nella lingua greca era il sostantivo con cui si presentava la città, e cioè la prima forma di assemblamento che non era il semplice villaggio, ma che si dotava di regole, fate attenzione, per organizzare la vita dei cittadini in maniera ordinata e secondo giustizia. Perché ho sottolineato il passaggio delle regole? Perché qualcun altro, e così iniziamo a capire i nessi fra etica, eventualmente morale e diritto, qualcun altro qualche secolo dopo, usando il latino, con un brocardo che viene molto spesso proposto a chi fa studi di giurisprudenza, ha sostenuto ubi societas ibi ius, oppure al contrario ubi ius ibi societas, cioè, traduco, alzate sempre la mano perché io do per scontato, perché ho fatto studi classici, come è ovvio che si capisca immediatamente, però non è detto. Allora, dove c'è una società c'è diritto, oppure al contrario, dove c'è diritto c'è una società. Che cosa significa questo? Che lì dove non c'è diritto, cioè lì dove non ci sono regole, non c'è società. Che cosa c'è accanto alla società? La non società, ciò che non è società. Che cosa può essere secondo la filosofia politica e secondo le concezioni che anche cittadini comuni possono avere? Lì dove non c'è lo Stato c'è l'antistato, cioè c'è la giungla, c'è la mafia, c'è il prevalere del più forte sul più debole, c'è il mercato. Benissimo, questo fa pensare per esempio alla situazione sapientemente descritta nell'ambito della filosofia moderna da Thomas Hobbes, quando ha sostenuto che l'essere umano, in una dimensione naturale ma anche sociale, avesse una formidabile aggressività nei confronti dell'altro essere umano, aggressività temperata, mitigata, addomesticata appunto dalla capacità degli stessi esseri umani di dotarsi di regole che venivano a limitare questa aggressività autodistruttiva. Hobbes, sempre in latino, ha sostenuto che la definizione più accorta e più intelligente relativa a questo relazionamento fra essere umano ed essere umano sia homo homini lupus est sottinteso, nel senso che ogni uomo è un lupo per ogni altro uomo. Non ci sarebbe affatto quella fraternità iniziale, naturale, di cui tanti pensatori si sarebbero fatti protagonisti, convinti sostenitori. No, ognuno di noi cercherebbe di fotter l'altro, anche se l'altro è sua sorella, sua madre, suo padre o suo fratello. Non ci sarebbero affatto problemi, noi saremmo tutti quanti Caino l'un per l'altro. Come voi capite, qua si approda a convinzioni che sono antropologiche ma anche psicologiche, e si fa una scelta di campo. Gli esseri umani per natura sono ben disposti nei confronti degli altri oppure no?
perché se sono ben disposti allora naturalmente ci sarà una propensione a vivere insieme agli altri bene. Se al contrario sono mal disposti, ci sarà una propensione ad aggredire, a violentare gli altri e pertanto è da considerarsi immediatamente operativa una propensione all'autodistruttività dell'essere umano, perché sempre lo stesso Aristotele aveva sottolineato alcune cose che Madre Natura ci lascia sotto gli occhi. Aristotele è stato considerato un grande filosofo, da qualche secolo lo consideriamo l'antiscienziato per eccellenza. Queste sono zone che dovrebbero avere, siccome non siamo tanto distanti da Padova, memoria delle riflessioni di Galileo. Galileo si è imposto come colui che ha superato la fisica aristotelica, ma badate, superando il paradigma della fisica aristotelica si mandava in pensione anche la stessa cosmologia e quindi Tolomeo anche andava in pensione, andava in soffitta, perché sono sfere tutte connesse con l'altra, interdipendenti, la biologia, la fisica e la cosmologia. Ora, Aristotele, che è stato anche uno scienziato per la sensibilità del suo tempo, studiando la biologia dell'essere umano, ha capito che per riprodursi l'essere umano ha necessità dell'altro, a differenza di altre specie viventi. Quindi ha necessità per natura di andare incontro all'altro al fine di perpetuarsi come specie. Vi ricordate però Polis, città, noi spesso troviamo città-stato. Polis rinvia ad una radice greca da cui si origina anche l'aggettivo polius, polè, poliu, che significa i molti, la pluralità, i tanti, i più, cioè le differenze. Ma da quella radice deriva anche polemos, che in greco significa conflitto, guerra. E allora già la lingua greca aveva compreso un concetto formidabile espresso in maniera nitida da Immanuel Kant, quando il filosofo prussiano aveva teorizzato per noi esseri umani la compagnia di una insocievole socievolezza che ci faceva sempre avvertire la necessità di star con altri nostri simili, per quanto questa necessità fosse accompagnata da una frequentissima rissosità con i nostri simili. Quindi notate una sorta di paradosso dialetticamente molto efficace: io sono costretto a stare con qualcun altro per quanto con quest'altro io debba perennemente o quasi litigare. Non è un bel vivere quello per cui si deve perennemente litigare, per cui uno potrebbe anche pensare allora cessiamola questa relazione, e no, perché altrimenti fai venir meno la tua stessa natura, rinneghi, diciamo così, il tuo DNA. E perché questo Aristotele l'aveva sottolineato con quella famosa definizione zoon politikon kai logikon, oppure kain logon ekon, cioè è avente il logos. Logos, da cui noi deriviamo il verbo lego, non noi, scusate, i greci. Noi logos lo traduciamo con intelligenza, con ragione, con cervello, con razionalità, con tantissimi temi. Logos è comunque per la nostra tradizione culturale e linguistica soprattutto razionalità. Tuttora nelle facoltà di filosofia, ma spero non soltanto nelle stesse, ci sono corsi di logica,
e molto spesso per bacchettare qualcun altro noi gli diamo dell'illogico. Il tuo comportamento oppure il tuo ragionamento è assolutamente illogico. Aristotele ha compreso, però poi questa precomprensione è stata tematizzata da filosofi successivi, come noi esseri umani si sia disperatamente alla ricerca di regole affinché la nostra convivenza, cui madre natura ci sospinge, possa essere sempre più regolamentata al fine di evitare quella propensione allo scontro, polemos, conflitto, ma dalla stessa radice polis, affinché si istituisca una società umana fondata sulla collaborazione, sulla cooperazione, se volete, sulla pace. Sappiate questo, lì dove si ragiona nell'ottica del mercato, che è l'ottica della giungla hobbesiana, dello stato di natura da cui l'essere umano con difficoltà fuoriesce perché sottoscrive con gli altri esseri umani un contratto in cui magari tantissimi cedono tanto a qualcuno che diventa il dominus, purché però garantisca loro il bene primario. Qual è il bene primario per un essere vivente? Il mantenimento della sua esistenza. E di conseguenza, secondo la filosofia politica moderna, e non soltanto, perché anche nell'antichità alcuni avevano raggiunto queste posizioni, il contratto è una sorta di convenzione che implicitamente viene accettata pur di avere tutti i contraenti garantito il diritto alla conservazione del bene assoluto, cioè la vita. C'è la possibilità, in tanti filosofi che hanno studiato appunto il contratto, c'è la possibilità di scagliarsi contro il dominus, contro il tiranno, soltanto quando l'obbedienza allo stesso pregiudichi il diritto al mantenimento in vita. Se il tiranno vuole la mia morte, io posso sottrarmi all'obbligo dell'obbedienza e posso per esempio provare ad ipotizzare il regicidio. Secondo diversi filosofi era anche legittimo ipotizzare il regicidio perché l'osservanza delle regole e delle leggi chiedeva al suddito di non mantenersi in vita, di non essere più suddito. Questa era l'unica condizione in virtù della quale si poteva derogare dagli obblighi. Regole, obblighi, leggi. Il quadro si è fatto un pochino più definito, per quanto noi si sia partiti da Aristotele. Già l'antichità aveva iniziato a farsi domande straordinarie. Qualcuno di voi ha conoscenza per esempio del classico dilemma proposto dalle tragedie greche? Qualcuno di voi ha mai avuto l'esperienza? Ve lo suggerisco, risparmiate qualche soldo, andate a Siracusa a fine maggio, giugno. L'Istituto Nazionale per il Dramma Antico da parecchi anni, per nostra fortuna, riesce a far portare in scena nel teatro greco di Siracusa le tragedie greche. Sono fenomenali e formidabili, anche perché lo scenario del teatro greco era ed è tuttora per noi sublime. Considerate che a me è capitato di assistere ad alcune rappresentazioni con il calar del sole e con l'inizio della tragedia, uno spettacolo naturalmente unico. I greci, che questo si sappia, quando decidevano
ove realizzare il loro teatro, avevano cognizioni di acustica che noi ancora oggi non riusciamo ad emulare, per cui l'acustica del teatro greco è tuttora sconosciuta a noi, perché si faceva il solito scherzoso giochino, si faceva cadere una moneta sulla scena e fino all'ultimo livello dei gradoni si doveva sentire nitidamente il suono che la moneta stessa produceva nel cadere a terra. Non avevano impianti di amplificazione, non c'erano bisogni di gelati, Bose o JBL o d'altro, a dimostrazione del fatto che noi dobbiamo portare tanta considerazione nei confronti di civiltà che non ci sono più, ma che magari hanno raggiunto livelli di conoscenze che noi poi abbiamo disperso. Ora, nella tragedia greca, normalmente, e badate, tanti filosofi, in particolar modo Hegel, ma non soltanto, hanno lavorato su questo paradosso. Si registra il dramma quando l'essere umano viene chiamato a scegliere fra la legge di natura e la legge della città. La legge della città è quella legge che tu attraverso il logos, attraverso il cervello, attraverso la razionalità, hai scelto perché il tuo comportamento fosse funzionale alla costruzione di una societas sempre più in grado di cooperare, sempre più in grado di crescere senza conflitti laceranti al suo interno, al fine di evitare l'autodistruzione. Esempio classico, l'Antigone. Vabbè, comunque, nel processo penale italiano, così entro subito nel meno, nel processo penale italiano, che voi sappiate, io posso testimoniare in un processo a carico di mio figlio oppure di mia moglie? No, perché tuttora c'è una sorta di riserva di legge, nel senso che chi è particolarmente legato all'imputato da vincoli di sangue, quindi da coniugio oppure da discendenza o ascendenza, non possa essere sottoposto ad interrogatorio probante con giuramento preventivo per cui si dice la verità, perché si torna a quanto vi dicevo prima relativamente alla possibilità per il suddito di conservare la vita di se stesso. La vita di mia moglie vale esattamente come la vita del sottoscritto, per cui di fronte ad un giudice che rappresenta lo Stato io potrei anche dire il falso pur di salvare la vita o comunque la posizione di mia moglie, e questo tuttora l'ordinamento penale italiano lo accoglie. Perché? Perché appunto si è capito che ci può essere una scissione che lacera l'essere umano quando è chiamato a rispettare la legge di natura, il sangue, il vincolo familiare, e la legge dello Stato, il codice, la legge per come il magistrato chiede e tu risponda alle sue domande. Ora, come voi capite, questa è una scissione che ritorna in tantissime fasi, è un problema anche attuale, conflitto di interessi. Se io dovessi nominare mio figlio, che magari è il più grande, non lo so, biologo italiano a capo del CNR, di un ente di ricerca controllato dallo Stato, io potrei essere accusato di conflitto di interessi. Tu, ministro, tu presente nel Consiglio dei Ministri che opera queste nomine, avevi un potenziale conflitto di interessi che non sei riuscito a governare preventivamente perché la scelta è ricaduta su tuo figlio. Parimenti, perché bisogna guardare a 360 gradi tutte le opzioni, a questo punto ci sarebbero alcuni che potrebbero essere discriminati al contrario. Per cui la normativa sul conflitto di interessi è sempre più necessaria, perché noi abbiamo necessità di non permettere
che qualcuno possa semplicemente ipotizzare che in una scelta rigorosamente a favore della comunità vi possa essere stato un interesse particolare che abbia corrotto la scelta stessa. Vi ricordate la Boschi, la riforma delle banche popolari, il papà vicepresidente di una delle stesse? Sì, ma io non ho partecipato al Consiglio dei Ministri che ha preso quella decisione. È stato un tentativo, per quanto maldestro, per quanto quasi quasi scriteriato, di tirarsi fuori da un ambito in cui la sua semplice presenza sarebbe stata problematica, per non dire delittuosa. Ora arriviamo al dunque. Sforzo dell'essere umano, secondo una tradizione filosofica che ha i suoi, diciamo così, prodromi nella tradizione greca classica. Io prima ho citato in particolar modo Aristotele, ma sappiate che nei testi di Platone e di tanti altri ci sono queste riflessioni. Scopo di una componente formidabile della tradizione occidentale è quello di favorire sempre più che la razionalità, senza uccidere l'emotività, senza uccidere la componente alogica dell'essere umano, possa parimenti governare lo stesso, conquistando modelli di organizzazione politico, sociale, economica che non siano votati all'autodistruzione. Il filosofo cui vi invito a prestare attenzione ed ascolto è Immanuel Kant. In Kant trovate tantissimo Platone, ma in Kant trovate tantissimo di tutto. Kant, probabilmente, insomma, questo è poco ribadito da tanti purtroppo specialisti, Kant è stato anche un attento osservatore dei fenomeni economici. Kant ha prestato tanta attenzione ad Adam Smith, alla filosofia scozzese di 6-700, che fu quella che prima delle altre si occupò di questioni economico-finanziarie. È divertente scoprire che ad esempio John Locke, quindi filosofo anglosassone, ma gli inglesi, grazie alla loro insularità e grazie alla loro capacità di conquistare i mari, hanno messo su un'economia mercantile che di fatto ha affrontato riflessioni di natura economico-finanziaria, anticipando poi spunti che magari oggi sono a disposizione di tanti e di tutti. È divertente scoprire che John Locke già scriveva opere dedicate al tasso di interesse. È come se un filosofo si occupasse dello spread. Uno pensa, no, che cosa c'entra? È materia della finanza. No, badate, qua per questo motivo noi filosofi siamo molto spesso considerati presuntuosi. Il modello del filosofo per eccellenza è Socrate. Socrate ribadiva perennemente: io sono un ignorante, tant'è che è ricordato perché diceva di se stesso: io sono un grande ignorante perché una sola verità conosco, cioè quella di essere ignorante. Io so di non sapere. E se appunto so di non sapere, io mi faccio tante domande, perché proprio chi è ignorante e ne ha consapevolezza cerca di esserlo il meno possibile, facendosi domande e cercando di dare alle stesse risposte. Però noi filosofi siamo considerati molto presuntuosi. Perché?
Perché noi abbiamo l'ambizione, non noi Nicola Morra, che sia chiaro, perché Nicola Morra è un dilettante che sia scolpito nella pietra, è uno che ha avuto la fortuna di leggere qualche testo e quindi di capire che là c'era tantissimo. E tu poni domande, ponendo domande fai lavorare il cervello e forse il PC poco alla volta, insomma, venendo esercitato, produce benino. Il primo testo occidentale in cui si trova il termine oikonomia è un testo aristotelico. Adam Smith, il cosiddetto fondatore dell'economia politica moderna e contemporanea, insegnava filosofia morale all'Università di Edimburgo, in Scozia, ed era un filosofo morale. Se voi trovate manuali di storia della filosofia, voi trovate spesso e volentieri capitoli dedicati per esempio a John Maynard Keynes. E uno pensa, ma che c'entra il keynesismo? No, perché il filosofo pone a se stesso e agli altri interlocutori domande su tutta la fenomenicità che riguarda l'essere umano, per cui non c'è alcunché che fuoriesce dall'ambito di ricerca, di indagine, di intervento della filosofia. Aristotele aveva compreso, seppur in nuce, seppur intuitivamente, una cosa che è stata ribadita poi da Immanuel Kant nel 1795 in un'operetta che vi invito a leggere perché la si può leggere in maniera tranquilla senza prendersi moment e così via, perché non fa venire assolutamente cefalea o d'altro. L'operetta è Per la pace perpetua. Kant scriveva che analizzando l'evoluzione umana era ravvisabile all'interno della stessa una crescente, progressiva dinamica in dialettica contrapposizione con una dinamica contrapposta, la legge di natura contro la legge dell'uomo. Con questa dinamica votata a realizzare regole sempre più rispettate, sempre più ancorate al rispetto dell'imperativo categorico, di cui poi magari diremo qualcosa, si riusciva a teorizzare l'avvento per il futuro di uno Stato mondiale. Non è il nuovo ordine mondiale a cui fa riferimento qualcuno, in cui grazie alle attività di produzione ma soprattutto di scambio si capisse che era fondamentale far coincidere l'utile con il giusto. L'utile è la dimensione che soddisfa il particolare, l'ego, il giusto è la dimensione che realizza innanzitutto la soddisfazione del noi collettivo. In questo modo, a giudizio di Kant, si poteva essere sufficientemente convinti dell'essere in atto, perché poi questa diventa filosofia della storia, dell'essere in atto di una dinamica, di un lavoro da parte di forze naturali razionali che permettevano all'essere umano di costruire sempre più organizzazioni politico-sociali votate a conquistare la pace per promuovere commerci, scambi, produzioni e emancipazione dell'essere umano da uno stato primordiale in cui
la soddisfazione dei bisogni primari era una sorta di vincolo formidabile che impediva allo stesso di dedicarsi alle arti, alla cultura. Kant era un settecentesco, per quanto sia morto nel 1804, al progresso. Antitetica a questa tradizione che ha, diciamo così, la sua sublimazione in Kant, e badate, Kant ha letto moltissimo due filosofi, ne ha letti tanti, ma due in particolar modo l'hanno segnato, e questa è un'informazione che vi devo dare perché noi siamo movimento. Uno è stato David Hume, un altro anglosassone, un altro scozzese, che ha educato l'intelligenza a farsi ancora più radicalmente domande, ma l'altro è stato Jean-Jacques Rousseau. E non è un caso che il nostro sistema operativo sia Rousseau, contratto sociale, anche se Rousseau ha una concezione sfumata e meno ottimistica rispetto a Kant. Perché? Accanto a questa componente che potrebbe essere definita razional ottimistica, nella storia della tradizione occidentale è sempre stata presente un'altra componente, potremmo definirla pessimistico irrazionale, che ha avuto il suo pensatore più noto in Friedrich Nietzsche. Tutti quanti, insomma, poi lo si può pronunciare in tanti modi, anche nella stessa Germania, a seconda se ti trovi in Germania meridionale oppure in Germania settentrionale, te lo senti pronunciare in maniera diversa. Il fatto è che voi tutti saprete che Nietzsche è stato considerato il filosofo dell'autodistruttività, della Machtwille, che poi però trasudando, non conoscendo limite ed opposizione alcuna che fosse in grado di limitarla, portava l'essere umano a dissiparsi, a perdersi. Forse qualcuno saprà che Friedrich Nietzsche è morto per aver contratto una malattia all'epoca abbastanza diffusa. Secondo alcuni studiosi, Nietzsche la malattia la volle contrarre, era la sifilide, la malattia per poter fare esperienza della follia, perché la sifilide portava degenerazione neurologica, quindi demenza cosiddetta, e secondo alcuni studiosi Nietzsche cercò di fare esperienza di una dimensione che noi cerchiamo di tenere da noi distante, la follia. Tutto torna perché vi dicevo che il movimento ha avuto 3 fondatori e che però il mondo viene rivoluzionato da quelli che gli altri definiscono folli. Ora, quell'altra tradizione di pensiero sostiene al contrario che l'essere umano, esattamente anche come voleva la psicanalisi freudiana, abbia una sorta di epicentro al proprio interno che lo induce a comportarsi in maniera autodistruttiva. Ricorderete Eros e Thanatos, le pulsioni e così via, e l'essere umano sarebbe portato ad una sorta di tanatologia, thanatos in greco è morte, in una sorta di autodistruttività che vorrebbe sempre più celebrare la sua prossima estinzione. Se qualcuno ha conoscenza di Galimberti e dei suoi studi ormai ventennali,
Galimberti scrive in maniera divulgativa un testo che a mio avviso tutti quanti possiamo leggere: l'ospite inquietante. L'ospite sarebbe il nichilismo. Secondo ormai tanti interpreti, la nostra società, la società occidentale contemporanea, sarebbe appunto ammalata di malattia mortale, il nichilismo, e l'attuale fase sarebbe semplicemente una partita di campionato in cui le due propensioni, le due dinamiche si giocherebbero la partita. Nel 2018, e qui concludo questa prima fase, poi mi farete spero qualche domanda, nel 2018 ricorre il centenario di un'opera che all'epoca ebbe grande successo, sia appunto nell'Europa che aveva vissuto da pochissimo la tragedia della prima guerra mondiale. Viene pubblicato Il tramonto dell'Occidente da Oswald Spengler. Il tramonto dell'Occidente ha influenzato tantissima cultura dell'epoca, secondo molti anche e soprattutto nel mondo germanico, lasciando un'eredità formidabile nel nazionalsocialismo. Voi sapete che proprio, mi pare 2 giorni fa, sia uscita la notizia proprio ieri di un vicepreside di un istituto veneto che avrebbe fatto in rete gli auguri a zio Adolf. Io dico, la follia accompagna sempre gli esseri umani, anche se poi bisognerebbe essere un pochino meno generici, perché io invito tanti a leggersi l'opera di Primo Levi, l'opera tutta, I sommersi e i salvati, ma non soltanto, perché poi bisogna domandarsi che cosa sia il male. Vi rinvio sempre a letture agostiniane, perché Agostino è stato un maestro. Noi siamo irresistibilmente quasi attratti dal male, e per combattere queste pulsioni dobbiamo saperci disciplinare. E allora qui arrivo al, diciamo così, all'aforisma conclusivo. Noi esseri umani abbiamo fatto esperienza della nostra aggressività e della nostra distruttività, innanzitutto non tanto sulla natura quanto su noi stessi. Noi un tempo perimetravamo le città chiudendole all'interno di mura perché dovevamo difenderci dalla natura. Questa è riflessione greca. Noi dobbiamo delimitare lo spazio dell'uomo, perché altrimenti, se l'uomo vive in spazi naturali, viene sopraffatto dalla natura. Considerate che secondo le nostre attuali conoscenze, secondo testimonianze offerte da cronisti e da scrittori dell'epoca, nella Grecia classica era normale incontrare fiere, perché anche in alcune zone dell'Europa mediterranea la fauna che noi oggi pensiamo essere tipica dell'Africa, dell'Asia e così via era presente, per cui spesso e volentieri fuoriuscendo dalle mura, mentre magari si viaggiava per raggiungere altra città, si era sottoposti ad attacco da parte di predatori e non sempre ce la si cavava. Noi abbiamo poco alla volta adesso avvertito la necessità, notate i paradossi di cui noi esseri umani si sia capaci, di perimetrare gli spazi della natura, l'istituzione dei parchi naturali, per difenderli da trasformazioni dettate da attività umane che possono produrre la morte della natura stessa, ma con la morte della natura viene a morire lo sfondo di contesto all'interno del quale noi siamo nati, perché pur tuttavia noi siamo zoon,
il verbo zao in greco, da cui il participio zoon, significa essere naturale, cioè vivere, essere vivente. Lo zoo è nel mondo occidentale la realtà in cui tu trovi in cattività esseri viventi di specie diversissime, e noi per Aristotele siamo innanzitutto natura, ma natura dotata di qualcosa che altri non hanno, logos. E badate, logos, che v'ho detto è soprattutto razionalità, non è soltanto razionalità, perché è razionalità che si fa lingua, parola, linguaggio, ed è attraverso lingua, parola, linguaggio, comunicazione che noi possiamo affinare processi razionali in grado di permetterci l'individuazione di regole fin quando poi non si ritiene che debbano essere sostituite con altre regole. E qui siamo arrivati al punto. Farci domande su di noi, filosofia che diventa etica quando studia i comportamenti di noi esseri umani. Ethos significa comportamento, modo di atteggiarsi in relazione all'altro. Dall'etica però poi discende il diritto. Questa è una posizione tipicamente kantiana. È l'etica quella che deve suggerire ai legislatori che regole porre e che regole far rispettare. Quando però si modificano le consapevolezze etiche, si avverte poi contestualmente la necessità di modificare i codici. Fino a metà degli anni 60 noi avevamo un diritto di famiglia che nel codice penale, per esempio, contemplava la fattispecie di delitto d'onore, che era divertente scoprire che era concesso al maschietto con tutte le, come si dicono, le attenuanti, mentre per la femminuccia non era data questa possibilità, perché la nostra cultura e quindi il nostro, diciamo così, tessuto etico, sancendo una discriminazione sessista che a mio avviso ancora oggi non è stata affatto superata, attribuiva al maschietto possibilità e diritti che non venivano riconosciuti alla femminuccia. Come voi capite, tutto questo è frutto di stratificazioni culturali che appunto si fanno conquista etica e che poi incidono sui codici. Io ogni tanto incontro magistrati, da loro imparo tanto, c'è sempre possibilità di ragionare, i magistrati sono attenti osservatori della fenomenologia dei comportamenti di noi cittadini. È divertente sapere che il nostro codice penale è sostanzialmente il codice penale Rocco, un famoso ministro e giurista di epoca fascista, per cui i codici che dovrebbero essere puntualmente modificati in funzione delle trasformazioni che le società vivono, è divertente scoprire che noi non rinnoviamo in maniera radicale il nostro codice penale dall'epoca in pratica della monarchia, come se 70 anni di Repubblica non ci avessero prodotto alcun cambiamento. Ora, fatta questa lunga o breve, non so, io spero non noiosa introduzione, l'obiettivo cui volevo tendere è questo, perché mi rivolgo ad una platea di cittadini che dovrebbero conoscere un pochino i valori del movimento. Noi non siamo diversi dagli altri perché abbiamo un DNA
diverso. Scordiamocelo. Quando io ho sentito che i miei iniziavano ad auto-incensarsi con onestà, io ho cercato in tutti i modi di fermarli, perché il nostro grido eventualmente doveva essere umiltà, perché tutti quanti possiamo gridarci onestà, ergo non è che gridandocelo abbiamo modificato il nostro essere. Noi però siamo il movimento che ha capito prima e più degli altri quanto sia sacro il rispetto delle regole, e qui è arrivato un punto, lasciatemelo dire, fondamentale. Ho portato qui alcuni testi, 2 testi in particolar modo, ecco qua. Sono testi, ho cercato di non portarvi testi impossibili da leggere, perché se vi dovessi suggerire di leggere qualche strutturalista francese mi mandereste tranquillamente a fanculo e ne avreste tutto il diritto. Se qualcuno mi invita a leggere, non lo so, Lacan o altri, insomma, cioè, toglietegli il saluto, insomma, negategli qualunque forma di relazionamento, perché significa che vuole il vostro male. Vi ho portato un testo di una persona per me molto importante, un ex magistrato che tutti quanti conosciamo, Gerardo Colombo. È divertente anche ragionare su un aspetto della biografia di Gerardo Colombo assai interessante. Gerardo Colombo nel 2007, se non ricordo male, posso pure sbagliare, o 2007 o 2009, poi verificate voi cortesemente, ha deciso di abbandonare anzitempo ecco qua, esatto, nel 2007, a metà febbraio del 2007, quindi ancora la memoria mi funziona, Gerardo Colombo, pur potendo permanere in servizio, ha deciso di abbandonare la magistratura anzitempo per dedicarsi ad un'opera per me straordinariamente importante, in senso positivo come ovvio, di divulgazione, di riflessioni relative alla legalità, alle regole, che lui sta svolgendo ormai da più di 10 anni nelle università e nelle scuole, anche nelle scuole primarie. Io sono anche molto legato a Pier Camillo Davigo. Potrebbe sembrare qualcosa di schizofrenico, perché Davigo e Colombo hanno notoriamente posizioni diverse, ma io sono convinto che sia appunto questa loro diversità a rappresentare una complementarietà essenziale, perché l'uno è finalizzato a fare repressione e oggi non possiamo non permetterci repressione. Mi dispiace dirlo, ma l'abnormità assunta da certi fenomeni ci porta a comprendere quanto sia necessario intervenire in maniera drastica. Al tempo stesso, siccome certi processi portano frutti non domani, ma dopo 10, 15, 20 anni, c'è necessità di lavorare sul versante della prevenzione. Allora questo scritto di Pier Camillo e di Gerardo Colombo sulle regole è uno scritto che tutti quanti potete tranquillamente affrontare e leggere, e vi dà delle indicazioni molto più sapide rispetto a quelle fornite oggi da Nicola Morra. E poi questo è un altro scritto, è un pochino meno agibile, però lo stesso è uno scritto secondo me da affrontare con tranquillità. E Piero Calamandrei si riprende una posizione tipica della filosofia pratica kantiana: non c'è libertà senza legalità. Noi siamo stati fatti crescere, noi in Italia, con la convinzione, soprattutto da ragazzi, che lì dove ci siano regole ci debba essere parimenti trasgressione se tu vuoi essere libero.
per cui soprattutto a livello giovanile si avverte quasi la necessità di trasgredire, di violare la norma, perché altrimenti tu sei soffocato, oppresso. Io provengo dalla scuola secondaria superiore e, come voi capite, mi sono relazionato per decenni con soggetti che avevano una propensione ad essere enormi, etimologicamente enorme, ex è l'ablativo in latino, dall'idea del distacco, della separazione, dell'allontanamento, quindi da un lato la norma e dall'altro io. Invece qua ci fanno comprendere che la vera libertà non può che incontrarsi in un contesto ordinato, regolamentato, disciplinato. Perché questo? Torniamo a Socrate. Socrate propone il paradosso ai suoi concittadini d'Atene. Io, che voi stessi avete definito l'uomo più giusto della città, perché fino a qualche mese fa questo dicevate di me, adesso paradossalmente vengo condannato a morte come l'uomo che ha tramato contro la città, che ha cercato di affossare la città, quindi colui che veniva indicato come il simbolo in positivo, oggi viene sacrificato come il simbolo in negativo. E Socrate forza questa interpretazione, tant'è che nel processo, questo lo sappiamo da Platone ma non soltanto, nel processo lui provocatoriamente chiede ai suoi concittadini: come? Voi mi dovreste ringraziare, tant'è che vi chiedo io di erigermi una statua. Voi che mi avete messo a processo per condannarmi a morte sulla base delle accuse di Anice e Mileto, se non ricordo male, ma verificate sempre, voi adesso mi dovreste costruire una statua. Perché Socrate argomenta in questo modo? Perché sapeva che con la sua morte, a seguito di condanna e non imposta, perché voi tutti ricorderete che Socrate bevve da sé la cicuta, la sottrasse a chi gliela stava offrendo: faccio da me, non ti preoccupare, tu non devi essere il carnefice, il boia di nessuno. Lui sconvolse mentalmente i suoi concittadini e li costrinse ad avviare un percorso di riflessione che portò la polis ateniese ad una destrutturazione della sua normatività. Morto Socrate, qualcuno decide di vivere diversamente. Chi è questo qualcuno? È Platone. Probabilmente qualcuno saprà che Platone aveva natali tali per cui sarebbe stato un importante uomo politico di Atene. Platone era un aristocratico, un nobile, e pertanto era uno dei rampolli che sarebbero stati protagonisti della scena politica. Decise di ritrarsi e di dedicarsi appunto alla filosofia, facendo partire una scuola filosofica, l'Accademia, che poi ha permesso a questo sapere di venire codificato e di diventare una tradizione. Scusate, chiudo veramente. Io ho cercato con queste parole di farvi comprendere poche cose. La prima, qua dentro abbiamo un potere enorme che può funzionare purché però, e deve funzionare efficacemente, purché venga sfruttata in chiave relazionale. Ricordatevi sempre zoon politikon kai logikon, oppure kai logon ekon. L'essere umano non se ne fa niente della sua razionalità se poi non traduce la stessa in una relazionalità sociale. Sosteneva San Tommaso d'Aquino, mutuando sempre Aristotele: chi vive solo o
è un santo o è una bestia. Perché per sua natura l'essere umano deve vivere con altri simili. Ce lo insegna, ce lo testimonia la biologia attraverso la riproduzione che impone all'essere umano. È una riproduzione attraverso incontro di sessi differenti e non è una riproduzione asessuata, ma ce lo insegna anche e soprattutto la capacità di essere padroni, se lavoriamo su di noi, del linguaggio. Ci sono pagine kantiane, ma anche platoniche, ma soprattutto Kant. Noi conquistiamo la postura eretta. Noi siamo dei primati. Kant aveva anche conoscenze di antropologia naturale. Ha studiato Buffon, i francesi, che si facevano certe domande anche sull'evoluzione dai primati. Noi però conquistiamo la postura eretta per liberare gli arti superiori ed utilizzare queste, le mani, e questa è un'intuizione di Anassagora, come degli utensili o utensili per poter sviluppare tecne, un potere formidabile, la tecnica. Noi attraverso queste possiamo relazionarci alla natura trasformandola, ma queste sono sempre nella disponibilità di quello che c'è qua dentro. Trasformando la natura io posso prendere un ramo di un albero, staccandolo dallo stesso, per farlo diventare un bastone con cui ammazzare un mio simile. Ma quella è relazionalità, e la relazionalità è una dimensione che va esplorata attraverso il linguaggio, e il linguaggio nasce qua dentro. Voi sapete, emisfero sinistro, emisfero destro, quando veniamo colpiti da un ictus, poi dobbiamo tornare dal logoterapeuta e così via, e qua c'è tutto. Non è un caso che a Milano, al San Raffaele, istituzione le cui origini insomma sono forse torbe e così via, ma al San Raffaele si studia, secondo me assai positivamente, filosofia con apporti di neuroscienziati, perché ci studiano facendo proprio studi medici sul funzionamento del nostro cervello in funzione per esempio delle emozioni che proviamo, delle reazioni istintive che viviamo e via dicendo. Il movimento pertanto ci vuole educare all'intelligenza critica, e quando Beppe ci invita all'autoironia, prima ancora che attaccare gli altri, cerchiamo con autoironia di sottoporre noi stessi ad esame. La grande tradizione filosofica ha sì giudicato gli altri, ma soprattutto ha giudicato se stessa. Pertanto, prima ancora che di essere critici con gli altri, noi abbiamo il compito di essere autocritici, perché attraverso il miglioramento di noi stessi noi miglioriamo la società di cui siamo membri. Come? Non tanto attraverso l'offesa all'altro, non tanto attraverso la critica dell'altro, quanto attraverso l'exemplum. Cito una frase di Paolo Coelho: il mondo non lo cambi con le tue parole, bensì con l'esempio. Io ieri ero a Treviso, e a Treviso mi hanno fatto osservare, gliel'ho pubblicamente elogiato, perché è questo il movimento che a me piace. Avevano le sportine per fare la spesa, così voi le chiamate, le buste insomma, fatte in tessuto naturale, in fibra vegetale, probabilmente era aiuto, forse canapa, adesso non lo so, quando qui noi siamo nati come meet-up e non eravamo ancora in movimento. Allora i primi meet-up capiscono che si debba fare una rivoluzione assecondando Naomi Klein, consumo critico, il pensiero no global, contro la massificazione indotta
tolta dalla società di massa. E allora iniziamo, per esempio, a far scomparire la plastica dalle nostre case. Abbiamo la possibilità di utilizzare le casette dell'acqua, abbiamo la possibilità, lì dove l'acqua è ancora buona, perché dalle vostre parti qualche problema c'è, abbiamo la possibilità di... e poi naturalmente impegniamoci pertanto sull'acqua pubblica e su tutti quei passaggi che sono necessari per ribadire che noi siamo una nostra formidabile dignità. Il movimento nasce con l'auspicio anche di San Francesco d'Assisi, perché viene fatto nascere non casualmente il 4 di ottobre, che nella agiografia cattolica è il giorno dedicato alla memoria di Francesco, per recuperare sobrietà e un rapporto con la natura che soprattutto in Italia noi abbiamo dismesso, noi abbiamo perso. Io vengo da 30 anni di residenza in un territorio straordinariamente bello. Io credo che oggi più di ieri la Calabria, o meglio le Calabrie, possano essere considerate probabilmente come la Sardegna, la Liguria e pochi altri territori del nostro paese come il paradigma della biodiversità, tranne che l'alta montagna. In Calabria tu trovi mare, montagna, collina, pianura, valli, gole e così via. Le Calabrie, tanto per farvi divertire, così magari qualcuno se ne verrà turisticamente parlando quest'estate, magari le prossime tornerà dalle mie parti. Le Calabrie sono la regione che vanta la maggiore altimetria in tutta Italia, e questo è un dato conosciuto da pochi. Ed essendo la regione che vanta l'altimetria più elevata, logicamente e conseguentemente a livello geografico sono anche la regione che vanta il maggior numero di corsi d'acqua. Ne sono stati censiti più di 1.400-1.600 dall'Istituto Geografico Militare, e pur tuttavia noi veniamo diciamo così puntualmente colpiti da dinamiche di siccità o paradossalmente da dinamiche alluvionali, perché non sappiamo governare il regime delle acque, avendo fatto scempi nel corso degli ultimi secoli dei nostri territori. Facciamo funzionare la testa, lavoriamo sul rispetto delle regole, anche e soprattutto quando non sono giuste, perché il movimento, che sia chiaro, accetta la prospettiva della disobbedienza civile, quindi Thoreau e così via, ma quando si fa disobbedienza civile non si sfugge la pena, la sanzione, il processo, anzi lo si accetta per far esplodere la contraddizione, ciò che ha fatto anche Marco Pannella in diverse occasioni, accettare la sanzione, il modello Socrate, per far esplodere la contraddizione ed avviare un percorso di riflessione. Altrimenti la norma, puntualmente evasa, puntualmente elusa, rimarrà sempre tale, e il cristiano che non ha i mezzi per sottrarsi alla sanzione relativa alla violazione della stessa verrà perseguito. Il cristiano che al contrario, magari affidandosi a un vostro concittadino, si chiama Niccolò Ghedini, un famoso avvocato penalista, avrà i mezzi di giudizio e quindi all'eventuale sanzione, verrà fuori tranquillamente dalla difficoltà del cul-de-sac, semplicemente perché è più forte degli altri. Ricordatevi che le regole, cioè le leggi, sono tali solo e soltanto quando valgono erga omnes, cioè nei confronti di tutti. Che cos'è che noi rimproveriamo a Silvio, ma non soltanto a Silvio? Silvio ha fatto neanche le leggi ad personam, ha fatto le leggi ad Silvium, il massimo. Però in precedenza, ma anche dopo, tanti altri hanno fatto leggi o leggine o emendamenti pro domo sua, cioè per la propria parte.
a favore di qualcuno e penalizzando evidentemente tanti altri. Io a Roma mi sono trovato in un'occasione a, diciamo così, incontrare un mondo di cui disconoscevo l'esistenza, il mondo dei lavoratori troppo precoci. Perché noi con legge, dico noi parlamentari italiani, non il sottoscritto, a suo tempo siamo intervenuti normando la tipologia dei lavoratori precoci, cioè quei lavoratori che avevano iniziato a lavorare in tenera età versando contributi, perché poi come al solito i problemi sono di natura previdenziale. Poi mi sono trovato un giorno a Via del Corso ad incontrare dei lavoratori troppo precoci, perché il legislatore si era dimenticato di quelli che avevano cominciato a lavorare, come nell'Italia del tempo era abbastanza abituale, anche a 11-12 anni, e pertanto dopo 47-48 anni di contributi versati questi pietivano un pochino di considerazione, un pochino di rispetto. Come voi capite, far leggi non è affatto semplice. Spessissimo si scontenta chiunque. Nostra abitudine, nostro ethos dovrà essere sempre quello di accettare un confronto sulle regole esistenti, perché qualora si capisca che quella regola copre tanti ma non tutti, perché c'è qualche problema, allora bisognerà intervenire riconsiderando la norma al fine di permettere che il diritto oppure la sanzione vengano corrisposti a tutti, altrimenti la regola non è più tale, altrimenti la legge non è erga omnes valida. Caratteristica della legge è l'universalità della stessa. Se volete, poi questo è l'imperativo categorico kantiano. Io cerco di didattizzarlo con la legge della reciprocità, però forse non è il caso. Noi dobbiamo sempre pretendere che ciò che è vero per noi possa essere tale per tutti gli altri. Se questo non dovesse essere, significa che forse la nostra posizione è debole e non forte. Cresciamo come movimento perché noi molto spesso veniamo attaccati per incompetenza, ignoranza e dunque inconcludenza. All'interno del movimento ci sono tantissime intelligenze, tantissime sensibilità, tantissime umanità, tantissime sapienze che possono e debbono essere valorizzate semplicemente facendole conoscere. Io mi permetto di indicare un solo nome di un collega che a me ha dato tantissimo. Lui è un soggetto molto taciturno, è un anatomopatologo, quindi è uno che si divertiva e si diverte a fare autopsie, a sezionare cadaveri. È l'ex senatore Luigi Gaetti, che è stato vicepresidente della commissione antimafia. In ambito agricolo, in ambito alimentare, ma non soltanto, è stato per me una fonte autorevole sempre di confronto. Purtroppo per noi certe voci noi molto spesso non le facciamo arrivare ai quattro angoli del paese, quando a mio avviso con queste persone noi potevamo veramente aver, con Gianroberto ogni tanto ci si confrontava, lui aveva diciamo così un numero a cui era legato, perché Gianroberto leggeva spesso libri di storia. Sapete che aveva una passione per Gengis Khan, perché essendo un teorico della comunicazione lui aveva capito che Gengis Khan era riuscita in maniera straordinaria a controllare un'enormità di territori attraverso una sapientissima gestione della comunicazione. Noi dobbiamo impegnarci a rendere il movimento capace di ottenere, come dicevamo agli inizi, il 100% dei voti. Gianroberto puntava al 55%, io lo superavo, perché una volta che tu riesci a dimostrare che stai lavorando per la tutela del bene comune, non c'è più destra, centro, sinistra, perché tutti quanti sulla carta c'è in via teorica
vorrebbero la tutela del bene comune. Poi la differenziazione c'è sulla modalità con cui si ritiene di poter perseguire l'obiettivo, ma noi siamo in qualche modo il pre-politico, noi siamo l'etico, quell'etico che è stato dimenticato da tutti. Io provengo da territori in cui è normale trovarsi candidato per il Partito Democratico uno che 2 anni prima aveva polemizzato con lo stesso perché era candidato in Forza Italia oppure in Fratelli d'Italia e viceversa. Come voi capite, tutto questo dimostra che siamo alla follia. Perché? Perché in Italia abbiamo fatto diventare la politica una professione ad alta valorizzazione sociale ed economica. Un parlamentare è di fatto, grazie all'autodichia, legibus solutus, cioè il parlamentare può in alcuni casi non rispettare la legge e glielo permette la legge stessa. Ma allora, se la legge prevede la deroga al rispetto della legge, è una legge che sconfessa se stessa. Qualche esempio, giusto per... E l'istituto delle immunità parlamentari, che sono state formidabilmente ridotte, che sia chiaro che sono state formidabilmente ridotte, perché grazie alla pressione prodotta dall'opinione pubblica e da campagne di informazione di stampa, l'istituto delle immunità parlamentari è stato molto compresso, molto limitato. Ma considerate che in precedenza un parlamentare non poteva essere sottoposto, e tuttora è così, a perquisizione da parte di un magistrato, per esempio del suo studio, della sua dimora, dei suoi supporti informatici, se non c'è preventivamente un voto da parte dei suoi colleghi. Che cosa succedeva? Succedeva che per una sorta di solidarietà di casta, io copro te, tu copri me. Scusatemi, mi avete fatto ricordare un esempio banalissimo. Io sono un ex dipendente pubblico, anzi lo sono tuttora perché sono in aspettativa per mandato elettorale. Probabilmente qualcuno di voi ricorderà la vicenda di Franco Antonio Genovese, deputato eletto nel 2013 con il Partito Democratico, che poi a metà legislatura è passato nuovamente in Forza Italia perché proveniva dal centrodestra, quindi vedete sono oscillanti. Deputato che, condannato con sentenza immediatamente esecutiva per aver frodato fondi regionali dedicati alla formazione professionale, mi pare gli è stato contestato un'appropriazione indebita di una ventina di milioni di euro, è stato sottoposto a voto parlamentare alla Camera dei Deputati su nostra richiesta: togliamogli l'indennità. Voto della Camera: no. Noi abbiamo votato in un modo, gli altri hanno votato in altro modo. Andate a verificare, perché altri hanno votato con noi, ma la maggioranza dei parlamentari domanda se qualcosa di analogo fosse accaduto ad un dipendente dell'amministrazione penitenziaria, ad un insegnante della scuola statale, ad un sovrintendente alle belle arti, oppure ad un medico ospedaliero del Servizio Sanitario Nazionale. La legge che cosa prevedeva in casi simili? Semplice: immediatamente si attiva la procedura e tu lo stipendio non ce l'hai, perché tu stesso hai prodotto, e fin quando non si rientra, però i parlamentari godono tuttora di queste possibilità. Ora io mi taccio perché qualcosa la devo bene. Se c'è qualcuno che ha domande da fare, io scusate, c'ho l'orologio che si è stoppato, mi risulta alle 10:40, io accetto volentieri domande, se no procedo e vado oltre, magari leggendo qualche passo di qualche testo. Vi dico anche, scusatemi, io lo so che sono palloso, sono noioso, i miei della Camera mi vorrebbero sempre far morire, però io, come l'erba cattiva, come si dice a Roma, non crepo mai. Io ci sto
a portare e produrre slide che permettano la visualizzazione. Noi esseri umani conosciamo, apprendiamo, veniamo, diciamo così, stimolati al 7% da comunicazione verbale, al 93% da comunicazione meta e paraverbale. Io per scelta rimango non dietro ma davanti la cosiddetta cattedra, per scelta, perché nella nostra comunicazione subliminale tutto questo ha un preciso messaggio. A mio avviso gli spazi per l'apprendimento, gli spazi per la condivisione della conoscenza dovrebbero essere realizzati a modello del teatro greco, ad anfiteatro, e non come voleva l'ideologia fascista, che ha mutuato modelli già diffusi nell'Europa autoritaria ottocentesca, per cui ex cattedra. E la cattedra, qualcuno lo ricorderà, era posizionata su una pedana perché il professore, il maestro, era in posizione valorialmente più elevata rispetto allo studente. Io credo che noi movimento si debba anche e soprattutto essere apprezzati perché arriviamo ai libri, che poi si arrivi ad un libro cartaceo oppure a un ebook è un altro discorso, però ricordatevi un formidabile libricino di Luciano Canfora, pubblicato dalla Terza. Canfora, che è un filologo classico, ci ha ripetuto una lezione che noi abbiamo dimenticato. Il sostantivo libro deriva la sua radice dalla stessa radice da cui deriva la parola libertà. Venendo a Vedelago sono passato davanti alla biblioteca comunale che aveva esposti due banner, due stendardi, in uno di questi era citato Epitteto: la libertà è propria dell'uomo di cultura, è la conoscenza che rende l'uomo libero. Noi siamo nati come blog di controinformazione, a fronte di un mondo che si voleva rappresentato in un certo modo affinché noi, subendo quella rappresentazione, ci adeguassimo. Si voleva far capire che la realtà era altra, e quindi studiamo, non c'è cosa più bella che studiare. Cito Luigi Gaetti. E adesso bevo, se qualcuno ha... Salve, io ho una domanda, che è questa. Noi viviamo in una società fondamentalmente democratica, la democrazia dovrebbe essere quella che regola tutto, però l'etica, come la stai spiegando tu, è un elemento altrettanto fondamentale perché la società possa funzionare. Però nella società moderna questa sembra essere secondaria, se non addirittura nemmeno necessaria. Allora, io faccio questo esempio, magari poi tu mi aiuterai a spiegare. In una famiglia di 10 persone funziona tutto in maniera democratica, tutto viene deciso in democrazia. Però in questa situazione ci può essere un paradosso nella quale 6 persone decidono democraticamente di far lavorare solo gli altri 4. Però questa non rientra nell'etica, però è democratica. Giusto? Allora, provo a rispondere velocemente. Perché era collegata all'etica. Vabbè, allora prego. Solo per questo motivo mi ha toccato. Penso che io ho letto un libro di Leoluca Orlando. Leoluca Orlando racconta la mafia. Per me Leoluca Orlando è uno dei miti della politica italiana, piace o non piace. Nella parte finale l'intervistatore gli chiede come muoversi, e lui parla della faccenda, ci vuole un'etica più robusta, nuova. E qua il tema mi sento piazzato, che cosa vuol dire ci vuole una nuova etica? Che è facile a dirsi, ma il percorso di strategia, di tattiche da innervare, non saprei come possa, nella mia fantasia, come possa essere sviluppato.
Allora, Nicola. Le regole. Inizio a rispondere perché sono domande comunque speculari. Qualche anno fa una filosofa italiana, una filosofa che si occupa in particolar modo di filosofia morale, ma non soltanto, che sta polemizzando con noi da più tempo perché noi ci offriamo con forse la nostra faccia meno felice, ha scritto quest'opera. È un'opera che tutti quanti possiamo leggere, La questione morale. Il titolo viene mutuato dalla famosa intervista che Enrico Berlinguer concesse qualche annetto fa ad Eugenio Scalfari, e la De Monticelli, questo è il nome della filosofa, individuò nella nostra storia culturale ma anche politica alcuni passaggi che rendono noi italiani quasi quasi refrattari all'accettazione di regole. Non dico, e non lo dico intenzionalmente, anarchici, perché l'anarchismo ha una certa intenzionalità e dignità, dico anomici, nomos in greco è legge. Noi viviamo perennemente in contesti in cui ciò che è certo è l'assenza della legge. Quindi noi paradossalmente viviamo non nella certezza del diritto, bensì nell'incertezza del diritto. Qualcuno ricorderà ubi societas ibi ius, ubi ius ibi societas, ma se non c'è lo ius allora non c'è neanche la società. E come vi dicevo, allora c'è la giungla, lo stato di natura, il mercato, un regime pseudo-democratico, perché noi sosteniamo che la democrazia debba essere, per esempio, maggioranza e minoranza. Benissimo. Io cerco di rispondere. Il tuo nome, scusa? Daniele. A Daniele. Quei 6 dovrebbero domandarsi, per la legge della reciprocità, mi autocito, per l'imperativo categorico, e se io fossi uno di quei 4? Adesso l'ho fatto, ma io devo anche ipotizzare che magari domani 2 dei 6 si possano vendere ai 4 mettendomi in minoranza. La famosa favoletta di Rodari, Il paese dei ladri, citato anche dal blog. Qui diventiamo tutti ladri. Se intanto ci sono alcuni che saccheggiano altri, alla fine, questi sono dei parassiti, dopo aver distrutto i saccheggiati, i parassiti che cosa distruggeranno? Moriranno con la morte dei saccheggiati. L'aveva già capito l'antica Roma. Lo ricordate l'apologo di Menenio Agrippa alla plebe, concezione organicistica dello Stato? Se voi mani decidete di non portare alla bocca il cibo necessario a far funzionare la testa, dapprima morirà la testa, ma poi la morte arriverà anche alle braccia e anche a voi mani, ed è un processo irreversibile. Ralph Dahrendorf nell'84, se non ricordo male, venendo poi in Italia tradotto da La Repubblica, intervenne nel dibattito pubblico tedesco teorizzando qualcosa che noi dovremmo molto meditare. Le società democratiche occidentali stanno diventando società dei 2/3, cioè i 6 si mettono d'accordo
e escludendo, fottendo il terzo rimanente, che poi sia 4 oppure 3,33, è relativo e indifferente, di fatto impongono un regime che non è più democratico. Perché? Perché si fonda sul dominio della maggioranza, che non porta rispetto alla minoranza, però. Perché, come voleva una certa tradizione, che è la tradizione, se vuoi, della tolleranza, che è la tradizione della reciprocità, che è la tradizione che Don Lorenzo Milani ribadiva con il famoso insegnamento I care, mi prendo carico del tuo problema, è quell'atteggiamento mentale per cui il primo avversario da sconfiggere è l'indifferenza. Dante ha violentemente censurato gli ignavi. Gli ignavi non sono i cosiddetti maligni, non sono dei delittuosi, sono quelli il cui vissuto è assolutamente irrilevante, per cui non danno senso, non danno spessore al loro quotidiano, alle loro scelte. Io sono credente, cerco di essere praticante. Qual è il peccato più grave per la tradizione cattolica e cristiana tutta? Il peccato di omissione. Tu non hai coscienza dei tuoi doveri, vieni meno agli stessi e ti innifrichi. Allora, ieri si celebrava la memoria di Don Tonino Bello, un vescovo che ha fatto la storia di un certo movimento. Vi ricordo che noi eravamo anche vicini a Don Andrea Gallo. E Don Andrea Gallo, com'è? Adesso non più? Eravamo, nel senso che pochi lo ricordano. Io spero di trovare persone che lo ricordano, ma Don Andrea Gallo andava a relazionarsi a puttane, a tossici, cioè ai reietti, cioè ai 4, non ai 6. Perché una società che è fondata sull'esclusione è una società che non riconosce a tutti in egual misura ciò che viene stabilito dal secondo comma del terzo articolo della nostra Carta Costituzionale, pari opportunità. Noi dobbiamo sconfiggere. Io perché mi sono avvicinato al movimento? Adriano Olivetti, ce lo vogliamo ricordare? Responsabilità sociale d'impresa. Significa anche, Adriano Olivetti, che la città della produzione non dovrà essere Mirafiori e neanche la fabbrica, dovrà essere Ivrea. E poi io stesso, quando sono stato recentemente, scopro, perché c'è sempre da scoprire, c'è sempre da imparare, che nella prospettiva olivettiana ci dovevano essere i famosi artisti di strada, poeti, cantautori, che retribuiti da Olivetti, quindi dall'azienda, viveva nella città per stimolare i lavoratori al bello, all'arte, al sublime e non a ciò di più meschino e brutale noi si possa vivere. Noi dobbiamo combattere le pulsioni negative. Se qualcuno segue per esempio la sinistra, ultimamente la cosiddetta sinistra ci sta attaccando con vari psichiatri che hanno tenuto con Carofigli e così via, scrittori che hanno conoscenze di quel mondo, per cui noi veniamo definiti, ecco, c'è un aggettivo che a me dà fastidio quando ci viene rivolto, rancorosi. Ieri ancora Berlusconi nuovamente ci ha attaccato, disoccupati, invidia sociale. Ma io non ho invidia, perché certi soggetti vivono male, pur avendo mezzi con cui potrebbero vivere diversamente. Se tu vivi solo e soltanto per il profitto e lo cerchi attraverso modalità che sono capaci di devastare l'altro, tu non innanzitutto fai danno a te stesso, alla tua humanitas che viene negata in radice, perché ciò che fai all'altro è ciò che fai a te stesso, perché poi permetterai all'altro, mediante la legge della reciprocità, di fotterti come tu l'hai fottuto. Ora, posso aggiungere una cosa? Certo. La mia provocazione di prima nella domanda non era fine a se stessa, era per introdurre un altro discorso, che è questo, che forse a mio modesto parere non siamo ancora riusciti a trasmettere bene.
che nel nostro movimento in fondo non è che siamo geni per cui arriveremo e faremo le più belle leggi del mondo e diventeremo tutti bravi. Abbiamo solo uno scopo e ci vorrà molto tempo, che è quello di una rivoluzione culturale. Ed è una rivoluzione culturale, specialmente nel nostro territorio, dove la piccola media industria è diffusa, eccetera, si è dato molta ricchezza, però alla fine si diventa ostaggi di questa e la società, la cultura, la comunità viene dispersa, perché tutti guardano semplicemente alla ricchezza personale, ma non alla ricchezza della società. Daniele? Sì. Sei qua? I gesti comunicano molto più delle parole. Questi sono i motivi per cui tanti di noi sono entrati in movimento. È l'idea di operare questa benedetta rivoluzione culturale che noi abbiamo difficoltà molto spesso a comunicare, perché alcuni di noi forse non ce l'hanno proprio qua. Noi non siamo semplicemente i DV o altri movimenti che con la loro legittimità in passato si sono proposti. Noi siamo nati come una rivoluzione culturale e abbiamo sempre detto, ogni tanto Roberto Fico lo ricorda, noi dovremmo arrivare, resettare, cambiare e poi evaporare. Io mi sono rotto, scusate. Bravo. Ancora ce la faccio. Io mi sono rotto le palle di fare una vita assolutamente squallida, con tratti di ipocrisia enormi. A me piacerebbe tanto, forse lo si è capito, tornare ai libri, ai miei studenti, a qualche collega, perché nella scuola qualcuno che ci vale c'è, non il sottoscritto, ma io ho conosciuto insegnanti, magari anche maestri e maestre veramente straordinari da cui imparare tanto. A me piacerebbe, adesso vi faccio sorridere, io sono nato a Genova nel 63, poi sono stato lì fino al 70, nel 70 i miei si sono trasferiti a Roma, ho studiato a Roma e poi nell'88, avendo avuto una possibilità di lavorare in Calabria, mi sono trasferito in Calabria. Lì ho deciso di rimanere e quindi dall'88 sono 30 anni, saranno 30 anni a settembre, insomma sono calabrese adottivo. Una delle cose più belle, una delle attività che più mi rigenerava, io ho portato un altro libricino sempre di Roberta De Monticelli, che dopo aver scritto la questione morale ha scritto anche la questione civile. Questo è molto più politico, il primo è più cultural filosofico. Qua trovate citati Guicciardini, Machiavelli, Baldassar Castiglione e così via. Però Roberta De Monticelli, e questo può interessare anche gli scienziati della mente, i medici che si occupano di certe psicopatologie, ha scritto questo libricino che è una monografia dedicata a Sant'Agostino. È una monografia che a me ha dato tantissimo per quanto sia un libricino, ma non è detto che si debbano scrivere migliaia di pagine per essere significativi. Il titolo, adesso non lo trovate più in catalogo, il titolo è L'allegria della mente, è una citazione insomma da Sant'Agostino: Animus pascitur unde letatur, la nostra intelligenza si bea da ciò che la stimola, da ciò che la diverte, e quindi il vero insegnante deve essere capace soprattutto di trasmettere entusiasmo, trasmettere anche divertimento nel far ciò che comporta sacrificio. Ora, quando mi sono trasferito in Calabria, non mettetevi a ridere, io ho scoperto qualcosa di straordinario: andare a funghi. Per uno che è vissuto in città, Genova, poi Roma, andare nel bosco alle 5, alle 6 di mattina, sentire il silenzio, perché là veramente senti il silenzio. Vivi la natura. Per uno che è stato 30 anni nella città è qualcosa. Io non vedo l'ora di poter tornare a funghi. Noi in Calabria abbiamo montagne insomma molto divertenti,
c'è tantissimo da imparare. Io sono molto più contento quando li trovavo, perché ormai non so quanti anni sono che ho perso insomma la mano, perché devi essere bravino. Sono quelle le cose che poi danno soddisfazione. Io a scuola mi trattenevo a prescindere dalla campanella, continuo ad avere rapporti anche oggi con i miei ex studenti, perché sono diventati persone belle. Io nel 2014 ho incontrato nei pressi di Cosenza, ad un banchetto per le elezioni europee, un mio ex studente che avevo concorso a bocciare nel 1993-94. Io ragiono con gli anni scolastici, quindi 93-94. L'avevo bocciato, premetto, per me bocciare è sempre un fallimento, la registrazione è un fallimento da parte di chi opera appunto la bocciatura, ma in alcuni casi bisogna essere rigorosi con se stessi, bisogna anche bocciare, in quel caso bisogna bocciare. Dopo 20 anni io l'ho incontrato come attivista, lui si è ricordato, come ovvio, ha preso il microfono e mi ha ringraziato, dicendo, expressis verbis, eri l'unico, perché ci diamo del tuo, eri l'unico che diceva la verità. Tutti gli altri mi hanno preso per il culo e io mi prendevo per il culo, pensando che la realtà fosse altra. Adesso questa persona, perché ormai è un adulto, combatte fra l'Inghilterra e l'Italia perché cerca una sistemazione lavorativa che non è riuscita tuttora a trovare, essendo stato mio studente a metà, anzi nei primi anni 90, considerate che sono passati 25 anni quasi, comprendete quale possa essere anche il disagio esistenziale di chi arrivato a 42, 44, 45 anni non sa ancora che cosa fare della sua esistenza. Ma questo perché le nostre società, nichilisticamente, compulsioni di morte, compulsioni negative, si fanno attrarre dalla sindrome di Peter Pan e quindi ci invogliano a non accettare mai le logiche della adultità. Quindi ci vogliono sempre irresponsabili, sempre incoscienti, e noi, e qua ti invito a fare questa riflessione perché è culturalmente forte, Polibio è stato un grande storico greco, Polibio ha distinto democrazia da oclocrazia. Questa distinzione è stata poi ripresa da Spengler e da diversi altri in epoca novecentesca. Noi viviamo in società apparentemente democratiche, pseudo-democratiche, perché vera democrazia c'è quando il popolo è veramente cosciente, il popolo è la totalità degli aventi diritti politici e civili, è pienamente cosciente dei propri diritti e dei propri doveri. Se non c'è questa consapevolezza, se non c'è questa coscienza, si degenera in oclocrazia. Il termine oclos in greco significa massa, cioè moltitudine che facilmente attraverso la retorica, attraverso la comunicazione, i greci sono stati molto prima di Filippo Sensi, molto prima dello storytelling, molto prima di tutti i tentativi di far coincidere politica e comunicazione politica. I greci sono stati molto attenti alla comunicazione e alla retorica. Se tu educhi alcuni all'irrazionalità, poi li puoi guidare, così come il pifferaio di Hamelin ha portato a morire nel fiume i topi che avevano preso possesso della città. Per questo motivo il nostro sforzo è finalizzato a realizzare una democrazia della conoscenza che dovrà diventare patrimonio condiviso. Se io so che andando al supermercato vengo fottuto quando compro ciò che costa meno perché vengo stimolato attraverso il prezzo più basso, che sul momento mi dà un apparente vantaggio, spendo di meno,
ma che poi si traduce in un danno futuro per la mia salute, se non certo altamente probabile, io stesso opero una scelta diversa. Però lo devo sapere, e per saperlo devo essere aiutato da chi mi è accanto. Recentemente qualcuno ha recuperato il mito della caverna platonica. Prego. No, finisci il discorso, poi magari facciamo una pausa Sì, di 10 minuti. e concludo. Il mito della caverna platonica: quando lo schiavo si libera e fuoriesce e capisce che il mondo è tutt'altro, avverte il dovere morale di non godersi il mondo da solo, ma di tornare dentro, comunicare agli altri suoi compagni di sventura, o almeno ex compagni di sventura: guardate che le cose sono ben diverse. Risultato: nessuno gli crederà e anzi cercheranno di farlo fuori. Io dico il grillo parlante nella fiaba di Collodi, quindi unisco Beppe a Collodi anche. Per quanto riguarda Leoluca Orlando, io ho stima per l'esperienza della rete, però poi quell'esperienza doveva mutuare comportamenti diversi. Io sono convinto, provenendo da territori in cui la anomia è la prima malattia sociale, noi dobbiamo autoeducarci al rispetto delle regole. Cos'è l'anomia? Assenza di nomos, legge. Quindi se tu vai, ti faccio un esempio, ti chiami? Aurelio. Se io sono cosentino, e sono cosentino di fatto, io giro tranquillamente in automobile a Cosenza senza avere la cintura di sicurezza, perché nessuno mi sanziona, perché nessuno, uso il dialetto, signifrica. È più catanzarese che cosentino, però è abbastanza comprensibile. Se da cosentino vengo a lavorare a Treviso, a Vicenza, dove volete voi, io immediatamente mi metto la cintura, perché se poi addirittura poggi la bicicletta sul muro di una abitazione ti fanno una multa. Perché questo? Perché voi siete stati per secoli sotto il tallone asburgico, ma anche la Serenissima imponeva sì, sono tradizioni, prima la Serenissima, poi il tallone asburgico e così via. E per la cultura germanica, per la cultura di certe parti d'Europa, e c'entra molto la storia religiosa, noi le regole le dobbiamo rispettare. C'è una bellissima frase della Rochefoucauld, citato da Pier Camillo Davigo assai spesso: l'ipocrisia è il tributo che il vizio paga alla virtù. Voi in molti casi magari siete ipocriti, scusate, in che senso? Che sia chiaro, voi non vorreste fare, ma siccome sapete che si deve fare, fate. Da noi, siccome c'è la giungla, non so se qualcuno è mai capitato per esempio al volante di un'automobile a Napoli o a Roma. Beppe è divertente, no? Quando ironizza sui tassisti romani o così via. Qualcuno l'ha visto il video di Beppe Anfamoni sulla Roma, sulla vittoria della Roma? Ci sono alcune cose che sono espressioni di razionalità. Ti va tutto male, però la Roma ha vinto, non te ne frega niente del fatto che ti va tutto male, la Roma ha vinto. E tutto questo è irrazionalità, è anomia, perché tu sei venuto meno al logos, che poi diventa nomos, legge. Ora, noi al sud dobbiamo imporre che tutto avvenga secondo leggi. Se non fermiamo certi fenomeni, ricordatevi questo: prima lo scioglimento di consigli comunali per infiltrazione mafiosa era un fenomeno limitato ad alcune regioni ed era un'eccezione. Adesso sta diventando la prassi anche in Piemonte, in Veneto, in Lombardia, in Emilia, e mi chiamano i miei colleghi emiliani: scusami, perché l''ndrangheta adesso sembra essere l'emergenza criminale più pericolosa, ma vi do questa indicazione, poi il nostro amico conforterà oppure smentirà questa mia tesi: lì dove l'intelligenza
si trova a vivere in un contesto ordinato, giacché tutto è facilitato, viene spesso non esercitata, perché è l'aspetto di contesto che ti fa andare avanti. Lì dove invece c'è caos, tu sei costretto per istinto di sopravvivenza a tirar fuori il meglio di te se vuoi sopravvivere, per cui noi diamo le eccellenze migliori però con un livello medio mortifero, e molto spesso siamo costretti a portarle fuori, cioè ad esportarle, perché il nostro contesto è un contesto assolutamente fuori legge. Non è un caso che se voi girate trovate in Veneto, in Lombardia, in Piemonte, notai, dirigenti pubblici di origine meridionale che sono anche raffinatissimi, però poi scendete giù e vi domandate: ma caspita, ma questi provengono da un contesto che è assolutamente inverosimile, questa è una Beirut, oppure se volete una Palermo, è una Brancaccio di Palermo, e però ci sono intelligenze così raffinate. Qualcuno saprà, Pirandello è nato in una zona di Akragas, di Agrigento, chiamata Caos. La Grecia è tuttora in Sicilia, nella megale Hellas. Caos significa appunto assenza di ordine, assenza di razionalità. Mi fermo per la pausa. Sono stato abituato da docenti e non soltanto universitari a ragionare su scelte bibliografiche, perché il libro va comunque scelto, va letto, va meditato, va riletto, va annotato, va glossato, insomma. Io ho tratto tanto da uno strumento che è immediatamente utile, non so se si trovi tuttora, si chiama, il titolo è il Dizionario delle idee politiche. È stato curato fra l'altro da gente che insegnava anche a Padova. Enrico Berti è stato un grandissimo cultore di studi aristotelici presso l'Università di Padova. Giorgio Campanini insegnava all'Università di Parma. È uno strumento di matrice cattolica, l'editrice è Ave, già il nome è un programma, ed è uno strumento che vi dà tantissime informazioni. È datato, nel senso che ha una ventina d'anni, ma tuttavia continua ad essere secondo me un punto di riferimento valido. Cosa significa quando Morra dice è datato? Oggi per esempio siamo sempre più costretti ad interessarci di virtuale, di rete, di diritto dell'informazione, di diritto informatico, di diritto cibernetico, di diritto della rete. Voi tutti ricorderete la vicenda di, se non ricordo mai, Tiziana Sansone, quella ragazza napoletana che si è suicidata perché avevano postato dei video in cui lei veniva ritratta in scene di sesso spinto e così via. Io adesso ho il contatto con la mamma della stessa, perché sta arrivando a sentenza il processo e la mamma non è affatto soddisfatta di come l'ordinamento legislativo permette ai giudici di probabilmente assolvere, perché il fatto non costituisce reato, soggetti che comunque hanno avuto una condotta che dovrebbe forse meritare un'attenzione diversa da parte del legislatore, perché noi stessi siamo chiamati a responsabilità sociali. Allora, anche in assenza di una norma, proprio il rispetto del quadro normativo fa esplodere la contraddizione e rende la comunità consapevole del fatto che si debba normare ciò che finora era rimasto non normato. Premessa. Io ho citato molto spesso anche in aula Tacito, perché c'è un aforisma tacitiano che secondo me è straordinariamente efficace a livello giuridico-politico: plurime leges maxima corruptio. Significa, lì dove abbondano le leggi significa che c'è una corruzione che mancoli cani, detto in catanzarese.
E infatti noi dovremmo avere, secondo quello che mi diceva il mio collega Ugo Grassi, docente di diritto civile all'Università Partenope a Napoli, oltre 200.000 norme. Al contrario, l'Inghilterra ne ha circa 10.000. Poi nel 2016 ci hanno fatto due palle così, perché bisogna eliminare una Camera per rendere il processo legislativo più celere. Uno rende il processo legislativo più celere per produrre più leggi, allora forse ne abbiamo poche, e poi scopri che invece ce ne abbiamo talmente tante che forse parecchie manco le applichiamo. Io stesso ricordo quando abbiamo deciso di conferire ciò che restituivamo al fondo di garanzia per il microcredito, per le PMI e il microcredito, abbiamo scoperto che difettavano i decreti attuativi, perché le leggi le fa il Parlamento, che è il potere legislativo, ma poi molto spesso per diventare strumenti reali, applicabili immediatamente, è compito del governo, potere esecutivo, emanare i necessari decreti attuativi con cui una legge diventa immediatamente cogente, applicabile. Benissimo, a distanza di 7 anni o anche più mancavano i decreti attuativi di un provvedimento voluto dall'allora governo Prodi, già che l'ultimo governo Prodi c'era stato mi pare che la misura fosse del 2006, quindi a distanza di 7 anni il sottoscritto insieme ad altri parlamentari si è dovuto fare 2 notti sotto un gazebo nei sacchi a pelo su via 20 settembre a Roma davanti al Ministero per lo Sviluppo Economico affinché Saccomanni in fretta e furia emanasse decreti attuativi. Questo per dirvi. Però è necessario operare quella benedetta opera di semplificazione legislativa che poi si traduce molto spesso con un brutto termine che si nomina come sburocratizzazione. Già burocratizzazione è brutto, ma sburocratizzazione è ancora più brutto. Vi ricordo che noi italiani, perché noi siamo qualcosa di unico, avevamo un governo, era un governo Berlusconi, in cui qualcuno, cioè Roberto Calderoli, era ministro alla delegificazione. Quindi notate che paradosso, che ossimoro. Da un lato avevamo il Parlamento che legiferava, però l'esecutivo aveva al suo interno un ministro chiamato a delegificare. Per esempio un'operazione che sarebbe un merito enorme, chiunque la dovesse fare, speriamo di poterla far noi, è raccogliere in testi unici leggi. Chi è consigliere comunale sa che il riferimento è il tuo, è il testo unico enti locali. Quando c'hai qualche problema vai là e trovi, ma per la sanità, ma per la scuola, ma per la previdenza, c'è da morire, perché noi siamo abituati, fatta la legge, trovato l'inganno, siamo abituati che in qualunque decreto legge, che dovrebbe essere non soltanto dettato dall'emergenza ma anche omogeneo quanto a materia trattata, infiliamo di tutto e di più, per cui magari stai intervenendo su una questione legata all'agricoltura, devi fare riferimento al decreto legge sui vaccini perché in un emendamento ci hanno inserito una norma che ha conseguenze in ambito agricolo. È ovvio che ti spari. Ma ricordatevi che la legge, come ha ripetuto con grande efficacia e con grande semplicità Beppe, la legge è volutamente resa incomprensibile al fine di abbattere la democrazia. Se tu non permetti la conoscenza e la comprensione della norma, tu non stai lavorando in direzione democratica, bensì in direzione opposta. C'era qualcuno che ha alzato la mano e voleva... Prego.
mi hai anticipato, perché poi volevo dire che ci sono i testi unici che alla fine che si possono utilizzare come meccanismo. Io lavorando nell'ambito dell'edilizia c'è il 380 che ha recuperato tutte le leggi, diventa un unico testo, perché il rischio è che quando si legga una norma ci sono riferimenti a 10 norme antecedenti, per cui ci vogliono 2 giorni soltanto per andare a recuperare tutte le norme, che a sua volta rimandano altre norme, leggi, decreti e così via. Devi fare l'avvocato, non il mestiere, insomma. Sì, ma devi fare l'avvocato e anche l'avvocato non di primo pelo. Sì. Io vi dico subito come la penso, perché questi sono poi i problemi reali. Io in Italia farei laureare molte meno persone in giurisprudenza. Noi continuiamo ogni anno ad ammettere che decine di migliaia di italiani conservano un titolo che poi, volenti o nolenti, produrrà un ulteriore, scusate il brutto neologismo, complessificazione del nostro quadro regolamentare, con ulteriore danno per la democrazia, perché se c'è democrazia quando tutti possono capire, quando pochi capiscono significa che non c'è democrazia. E allora tu in alcuni casi non puoi che rivolgerti agli specialisti. Perché Ghedini ha delle parcelle decisamente superiori a quelle di tanti suoi colleghi? Perché con Ghedini sai che quantomeno a prescrizione ci arrivi. E perché puoi arrivare a questo? Perché Ghedini conosce tutte le tecniche, è veramente raffinato e per certi versi, se volete, perverso nell'individuare il codice o il codicillo con cui fotter, eludendola, la giustizia. Perché è sempre una strategia elusiva e mai contrastiva, perché loro non ti diranno mai che sono andati contro, loro hanno eccepito, e con le eccezioni poi si fotte il tutto. Proprio per questo motivo vi volevo suggerire la lettura di un altro testo. Lui è Raffaele Simone, è un linguista, ha insegnato all'Università di Roma, proviene dalla tradizione di Tullio De Mauro. Tullio De Mauro è stato uno dei più grandi, diciamo così, esperti di filosofia del linguaggio in Italia, ma è stato anche il fratello di un giornalista che è stato ammazzato dalla mafia. Il senso per cui vi propongo la lettura di questo libro è tutto, se volete, racchiuso nella citazione dal contratto sociale di Rousseau che viene proposta nell'ultima pagina di copertina. Il titolo è Come la democrazia fallisce. La citazione è questa: nel momento stesso in cui, a proposito degli affari dello Stato, qualcuno dice che me ne importa, state pur certi che lo Stato è perduto. Quando c'è disinteresse nei confronti della cosa pubblica, ed è esattamente quello che noi stiamo contrastando, perché se non ci fossimo stati noi come movimento probabilmente la percentuale degli astenuti sarebbe scoppiata, e bisognerebbe ragionare sulla percentuale dei votanti negli altri stati delle cosiddette democrazie liberali occidentali, che è percentuale molto bassa. Se noi non fossimo esistiti, noi probabilmente avremmo votato con percentuali risibili, ma questo denuncia uno stato formidabile di malessere della democrazia, perché, come cantava Giorgio Gaber, democrazia è partecipazione, e se non c'è partecipazione qualche problema c'è. Vi ricordo anche le nostre battaglie quorum zero, perché sempre nell'ottica della tradizione kantiana, congiungere ciò che è utile per alcuni o forse per il singolo e farlo coincidere con ciò che è giusto, cioè utile per tutti, se tu non interessi e non partecipi, poi non ti dovrai neanche lamentare. La lamentazione è tipica di una mentalità assai diffusa al sud, per cui
ti lamenti, c'è anche un detto in calabrese, si dice il lamento giova, cioè a furia di lamentarti troverai qualcuno che ti ascolta e ti soddisfa, quindi tu lamentati a priori perché poi otterrai ciò che cerchi in maniera semplice e magari non corretta. Il punto qual è? Se non fai nulla per modificare la realtà, non ti puoi neanche lamentare che la realtà sia sconveniente. E allora questo significa attivati, il cittadino con l'elmetto, il cittadino che diventa la protezione civile dell'ente locale che va a governare, come nei comuni dove si è da poco registrata una scossa di terremoto. Beppe l'ha sempre detto, noi veniamo chiamati a governare quando il comune, parlo dei consigli comunali, è al predissesto, quando arrestano l'Universo Mondo. A Roma si sapeva che in Campidoglio rubavano tutti, però fin quando non c'è stata mafia capitale, occhio non vede, cuore non duole, faccio finta. Io sono rimasto basito, un paio d'anni fa c'era ancora il commissario Tronca, leggo mi pare sul Messaggero, ma poi viene confermata la notizia, quindi la trovo pure sulla Repubblica e così via, edizione romana. In pratica c'era stato un caso di corruzione per cui alcuni lavori pubblici commissionati dall'ente comune e quindi cioè facendo intervenire poi i municipi, avevano prodotto una corruzione per cui si pagava al pubblico funzionario che si faceva corrompere il 20% del lavoro, come voi capite, dell'imposta, come voi capite, una cifra enorme. Però attenzione, il 20% si pagava al dirigente comunale e un altro 20% si pagava al dirigente del municipio. Non sai come spiegarti, cioè è una cresta impossibile da sopportare. Sapete perché si faceva? Perché il lavoro si scriveva che fosse fatto, ma in realtà non veniva neanche fatto. E allora c'era una filiera di dirigenti pubblici che attestava il falso. Come voi capite, quando si interviene a fronte di questi casi, la patologia ormai è ben avanzata e ha compromesso lo stato di salute dell'organismo, per cui noi veniamo chiamati a far miracoli. È diventato un cancro. Metastasi. Sì, ci sono metastasi. Purtroppo è un sistema che persiste, però è che guarda, io ti parlo come dipendente pubblico, non se ne va fuori su un fatto di questo genere. Adesso mi trovo, giusto ieri, progetti già realizzati dall'interno, io devo dare i DUG, che sarebbe il progetto con i computi, a un dirigente perché lui deve dare un incarico esterno. Allora, poc'anzi io citavo Francesca Businarolo. Francesca Businarolo è una deputata veronese che tanto ha detto e tanto ha fatto, è riuscita nella passata legislatura, anche attraverso l'associazione che si impegna a promuovere trasparenza e diritti, adesso non mi ricordo la sigla, è riuscita a far approvare la legge sul whistleblowing, cioè sul dipendente pubblico ma anche privato che non può essere vessato, come purtroppo è già avvenuto più volte, semplicemente perché denuncia violazioni di norme. Ma hai visto come è stata modificata adesso? Allora io ho già guardato giusto ieri come muovermi, devo mandare un fax su una segreteria che viene letto da tutti, primo. Seconda cosa, se non riesco a dimostrare il fatto, a mia volta vengo denunciato con il rischio del posto. Siamo proprio... Ecco qua che ha detto, stacchiamo un attimo. Io lavoro in una non lavoro in una procura, ogni tanto mi reco in una procura in cui ho avuto contezza che gli stessi operatori di PG, quando noi depositiamo gli atti, cioè gli esposti,
con WhatsApp girano la foto degli stessi ai diretti interessati. Mamma mia. Cioè, ragazzi. Chiama, metti in contatto con Francesca, purtroppo si deve procedere empiricamente, induttivamente. Francesca, ha detto Nicola Morra di romperti le scatole, come possiamo fare? Perché va tutelato ma va parimenti denunciato. Io ho imparato questo: se produco l'esposto io e soltanto io vengo offerto sul piatto d'argento ai miei carnefici. Se al contrario l'esposto, la denuncia viene cofirmata con assunzione di responsabilità da parte del gruppo, per me è stato un risultato politicamente eccezionale avere a Crotone una cinquantina di firme su un esposto che denunciava in un'azienda riconducibile ai grandi aracri di Cutro, l'azienda che stava facendo uno scempio in una parte del territorio sottoposta a vincolo culturale, archeologico, ambientale e quant'altro. Avere 50 crotonesi che sottoscrivevano, e vi posso garantire che non sono territori semplici, è stata una rivoluzione. E allora prendiamo coraggio, ricordiamoci che il compito del movimento è quello di promuovere la rete fra i tanti piccoli Davide che ci sono, affinché non da soli, ma l'uno coordinato con l'altro si possa attaccare Golia, perché se ognuno va per la sua strada perdiamo, perché soltanto nella Bibbia Golia è stato sconfitto. Altrimenti, se riusciamo a far rete facendo cooperazione, facendo armonizzazione, allora quantomeno lo mettiamo in difficoltà e la partita la dobbiamo giocare. E allora senti Francesca Businarò, un altro libro che vi volevo segnalare è questo ha anche qualche anno, è stato scritto da un sociologo della conoscenza, Bruno Mondadori, L'età dell'ignoranza, è possibile una democrazia senza cultura? Vi dicevo, citazione di Epitteto, sulla biblioteca comunale di Vedelago, la libertà non c'è senza cultura. L'uomo libero è un uomo che ha istruzione, che ha cultura. E ci sono cose interessanti, perché noi prima con i nostri meetup studiavamo tanto, avviavamo dei laboratori, dei tavoli per studiare. Io ricordo che come meetup Cosenza, proprio perché avevamo un pochino studiato, abbiamo costretto nel 2011 l'amministrazione comunale di Cosenza ad organizzare un incontro con la signora Poli. Qualcuno forse l'avrà conosciuta, era la signora che gestiva il centro di riciclo di Vedelago, se n'è andata mi pare un paio d'anni fa, ha avuto qualche problemino, però il centro di riciclo di Vedelago era considerato un centro virtuoso e quindi noi volevamo importare un modello che aveva ottenuto dei risultati significativi su altri territori, ma questo lo potevamo fare semplicemente perché, essendo andati in rete, avevamo studiato alcune questioni. Recentemente mi è stato regalato questo libricino, ve lo propongo, e vabbè, non si trova in libreria, è pubblicato dalla Fondazione Ugo La Malfa, John Maynard Keynes. Perché ve lo propongo? Perché Keynes ha dedicato un libricino al saper leggere. Noi ci stiamo dimenticando, noi stiamo sempre più soffrendo l'analfabetismo funzionale. Io da insegnante lo verificavo già diversi anni fa, i nostri studenti sempre più di frequente leggono senza capire ciò che leggono. A questo punto è inutile leggere. Se tu non sai che cosa comporti quella prassi, forse qualche problema c'è. Un testo enorme, la cui lettura è accessibile a tutti, si trova in più edizioni in Italia. Questo l'ha regalato Gianroberto poco prima di scomparire a tutti i membri dei gruppi parlamentari. Io l'avevo per mia fortuna letto già qualche anno prima. Questo è Etienne de la Boétie,
discorso della servitù o sulla servitù volontaria. In pratica della Boétie, che è stato un grande amico di Montaigne, sosteneva questo: tutte le dittature sono possibili perché i cosiddetti sudditi non hanno coscienza del loro valore. Quanti sono i battezzati qua dentro? Quanti sono quelli che frequentano, diciamo così, circoli cattolici un pochino più aperti, illuminati? Cosa sono i circoli cattolici? All'interno della Chiesa Cattolica si trova di tutto. Nella liturgia del battesimo, fate attenzione alla liturgia, si dice che il battezzando viene ad essere sacerdote, profeta e re. Re. Che cosa significa re? Significa che ha una dignità, che ha una sacralità, che va comunque rispettata anche quando sbaglia il re. Perché si persegue nella tradizione di un certo cattolicesimo il peccato senza offendere il peccatore, tanto per capirci. Ora, tecniche psicologiche particolarmente raffinate hanno consentito ai nazisti di gestire campi di sterminio, ma questo è vero un pochino dappertutto. Qualche giorno fa è venuto meno il sergente di, come si chiama, ufficiale gentiluomo, di Full Metal Jacket, vabbè, ci siamo capiti. In certi contesti, attraverso alcune tecniche psicologiche, si annulla la volontà e di conseguenza la personalità dell'altro. I nazisti questo l'avevano compreso, l'avevano studiato. I nazisti sono stati molto raffinati e perversi, per cui quando gli internati arrivavano venivano immediatamente assoggettati non a pratiche casuali. L'ufficiale del campo si inventava: beh, oggi gli faccio fare questo. No, c'era proprio un protocollo, un'agenda che stabiliva fin nei minimi particolari che cosa si dovesse fare, perché per gestire migliaia e migliaia di internati con poche decine di soldati tu dovevi abbattere la loro volontà di resistenza, la loro volontà di opposizione, e lo facevano immediatamente, facendo loro capire che non contavano, scusate, un cazzo, esattamente come si fa in alcuni contesti mafiosi o 'ndranghetisti, o lì dove emerge la mentalità del bullismo, del branco e via dicendo. Tu devi essere immediatamente bullizzato perché devi abbassare la testa. Una volta che ti ho fatto abbassare la testa, tu diventi sottoposto al capo branco e quindi fai esattamente, meccanicamente, tutto ciò che il capo branco ti chiede di fare. Ma lì c'è qualcuno che è certamente più bravo di me nello spiegare queste tecniche. Ora, della Boétie ci invita a capire che se noi pensassimo diversamente, tutte le tirannie, tutte le dittature potrebbero essere efficacemente contrastate, anche quelle che magari insorgono in paesi che si definiscono cattolici. Scusa Nicola, qual è il titolo di quel libro? Discorso della, oppure lo trovate sulla servitù volontaria, perché la servitù è una condizione che si autoinfligge il soggetto. Mi fate citare Immanuel Kant, Was ist Aufklärung? Che cos'è illuminismo? Risponde Immanuel Kant: sapere aude, cioè decidere che sia il caso, con responsabilità, di provarci, di osare, cioè provare a cambiare la realtà. Vi ricordate quando vi dicevo della lamentazione? Mi lamento ma non faccio nulla affinché cambi la realtà. Quindi con monologo quasi quasi solipsistico io mi lamento ma non mi attivo.
Beppe ci ha sempre detto diventa il sindaco per esempio del metro quadro che c'è davanti il portone del tuo condominio, del tuo palazzo. Cerca di prenderti in carico responsabilità che non puoi demandare e delegare sempre ad altri, quindi fai te quello che evidentemente altri non fanno. Questo è il contratto sociale di Rousseau, la cui lettura è un pochino più impegnativa, ma non è un'opera che fa maledire la filosofia. Nuovamente Piero Calamandrei, lo Stato siamo noi. Questo, insomma, a mio avviso noi dovremmo studiare tanti costituenti di diverse matrici culturali, Calamandrei è uno di questi. Io so che voi veneti, ma lo dicevate voi stessi poc'anzi, siete molto legati negli ultimi decenni al profitto. Voi avete alle spalle una tradizione contadina con valori di cooperazione e probabilmente noi ci troviamo in una struttura che un tempo era parrocchiale, perché ho visto qua nei pressi la chiesa e normalmente, così come in Lombardia, qui si è diffusa la tradizione degli oratori, per cui lì dove c'era la parrocchia si pensava anche a garantire servizi per la gioventù, quindi il cinema, la biblioteca, gli spazi sportivi e così via. Però negli ultimi decenni avete subito un cambiamento di mentalità e siete diventati, grazie al miracolo del nord-est, dei piccoli imprenditori che grazie ai miracoli di Leonardo Del Vecchio, la famiglia Benettone e via dicendo, hanno individuato nel profitto la ratio essendi di ogni nostro momento. Benissimo. Allora, diciamo così, una mentalità imprenditoriale potrebbe servire uno studio prodotto da chi fa biblioteconomia e così via. Questo è uno specialista comunque di settori disciplinari afferenti all'economia della cultura. Lui si chiama Giovanni Solimine. Naturalmente molti di questi signori, quando sono viventi, li trovate anche su YouTube. Il titolo dell'opera, che è pubblicata dalla Terza, è Senza sapere il costo dell'ignoranza in Italia. Dico cose banali. I margini di profitto aumentano con la misura dell'innovazione inserita nel processo produttivo. Se tu produci in maniera innovativa qualcosa che gli altri non sanno fare o qualcosa che gli altri fanno con metodi obsolescenti, tu sei sopra, sei oltre. L'innovazione è tipica dell'intelligenza critica. Io ho fatto sempre così, ma proviamo a fare in altro modo, magari ho conquistato un'altra prospettiva. Può essere molto spesso il caso ciò che aiuta l'essere umano a esplorare nuove dimensioni della realtà. Io adesso porto questi da qualche mese perché sono tornato ad essere miope, ma io una 16 d'anni fa, no di più, nel 2001 se non ricordo male, mi sono sottoposto all'operazione con il laser per correggere appunto la miopia. Credo che molti sappiano, credo che tutti sappiate, insomma, che il tutto è stato reso possibile da una scoperta casuale. Nell'ex Leningrado, nella clinica di oftalmologia dell'ospedale pubblico, eravamo ai tempi della vecchia URSS, si ricovera qualcuno cui una scheggia di cristallo delle lenti aveva in pratica lavorato cornea e tutto il resto, e si scopre, dopo averlo sfasciato perché grande attenzione e così via, che questo qua è tornato a vedere bene. Quindi iniziano a domandarsi, quindi il caso ha guidato. Però come voi capite, poi adesso tutto questo si fa anche in day hospital e via dicendo, noi esseri umani siamo capaci di progredire. Prometeo, Epimeteo, altro mito della classicità greca. Pro in greco, fra gli altri significati, ha quello di prima, epi
dopo. Sono due fratelli, uno è previdente, l'altro non lo è. Cicale e formiche, la favola di Esopo. Concludo con un ultimo testo di riferimento, perché è molto molto significativo, e vorrei partire prima ancora che dall'editore, prima ancora che dall'autore, dall'editore, Edizioni di Comunità. Se potete, leggetevi tanto Edizioni di Comunità. Perché? Non perché ci scrive il sottoscritto, assolutamente, perché il sottoscritto non ha mai scritto, ma perché questo è Adriano Olivetti. Edizioni di Comunità significa inequivocabilmente la tradizione olivettiana. Questo è lo studio di un sociologo, Young, l'avvento della meritocrazia. Lo fa in termini letterari quasi quasi fabulistici, però ci sarebbe da ragionare su che cosa significhi meritocrazia. È un finto mito che in qualche modo ha inquinato anche la nostra Costituzione, un finto mito che è puntualmente riproposto dai cultori del mercato, della giungla, della competizione. Se si insegue quel mito, fra noi esseri umani i rapporti tornano ad essere quelli dell'Homo homini lupus. Se al contrario si smonta scientificamente e razionalmente quel mito, e lo si può fare anche con un approccio economicistico, perché adesso molti cultori della gestione delle risorse umane, molti cultori della cosiddetta cultura aziendale di impresa hanno capito che nell'organizzazione dell'impresa conviene sempre di più promuovere l'aspetto cooperativo piuttosto che l'aspetto conflittual competitivo. Nella cooperazione vige l'emulazione e ciò che è virtù dell'uno viene condiviso affinché divenga virtù anche dell'altro. Nella competizione ciò che è virtù dell'uno viene gelosamente protetto affinché rimanga solo e soltanto virtù dell'uno e non dell'altro. Questo per costruire società che vivano non all'insegna della ricerca dannatissima appunto della soddisfazione dell'ego. Probabilmente qualcuno di voi ricorderà la tradizione Agnelli. L'avvocato Agnelli ha avuto un figlio, Edoardo. Che fine ha fatto Edoardo? Si è suicidato. Si potrebbe dire anche i ricchi piangono. Edoardo ha avuto un vissuto sempre problematico, perché pur essendo pieno di soldi, i soldi non fanno affatto la felicità se uno non sa come spenderli, come impiegarli. Un altro Rapollo, Lapo, no? Proviene da quella tradizione, dimostra ogni giorno che la cretinaggine non ha mai confine, e quindi ogni giorno riesce a far parlare di sé per cose assolutamente, si dice in dialetto calabrese, sconchiudenti. Si capisce, insomma, penso anche in Veneto. Il punto è questo. E allora, come Beppe cerca incessantemente di ribadire, noi dovremmo per esempio lavorare per vivere e non vivere per lavorare. Ultimamente noi siamo stati sottoposti all'attacco perché non sul blog delle stelle, bensì sul blog di Beppe è stato proposto, diciamo così, un inno all'ozio. Non si è capita la provocazione, non si è capito soprattutto che nella cultura classica si distingueva l'ozium dal negozium. Il negozium era purtroppo la dimensione cui non si potevano sottrarre quelli della plebe, ma chi aveva possibilità si dedicava agli ozia e non ai negozia, perché l'essere umano non è pensato appunto per guadagnare, far profitto e investire in borsa. L'essere umano voleva un certo Aristotele, è considerato zon politikon
Kai logon econ, quindi dotato di relazionalità. Se tu quella relazionalità non la sai mettere a frutto per vivere bene con gli altri tuoi simili e nel mondo, qualche problema ce l'hai tu. Io adesso mi taccio e se ci sono nuovamente domande sono disposto a dare le risposte sempre che ce l'abbia, perché non è semplice dare risposte, soprattutto se si proviene dalla tradizione socratica, e io per primo so che dovrei studiare molto molto di più. Allora, a voi la parola. Per quanto riguarda la partecipazione, cioè anche noi come italiani, ma penso anche negli altri stati, cioè, abbiamo delegato allo Stato, cioè deleghiamo allo Stato tutte le funzioni, così riassumendo, cioè lasciamo fare, cioè deleghiamo proprio e la partecipazione è poca. E come possiamo arrivare a risolvere questo problema? Cioè, più andiamo avanti e più lasciamo in mano allo Stato, che decide anche cosa è giusto e cosa è sbagliato. Allora, approfitto e uso un esempio che probabilmente potrà essere apprezzato. Io ieri sera ero a Treviso. Treviso, politicamente parlando, significa Lega, ma significa anche e soprattutto Gentilini, non i biscotti, bensì quel famoso sindaco sceriffo. Ad un certo momento, qui parecchi, dico qui insomma, si è pensato che si dovesse assicurare la giustizia con le ronde. Ci mettiamo e facciamo, perché non ci pensa lo Stato, lo facciamo noi. Perché? Perché magari qualcuno di noi ha subito una rapina, perché magari abbiamo subito un furto, perché magari c'è stata una violenza e così via. Bene, benissimo. Quando poi tu vivi l'esperienza del far sicurezza, capisci tante cose, perché per esempio girare con una pistola, girare con un telefono cellulare per avvertire immediatamente la volante, perché finalmente hanno capito che non si doveva girare armati, però possono, e questo è qualcosa di importante, possono per esempio segnalare immediatamente in tempo utile che magari c'è una situazione che va studiata. Però allora questo ti permette anche di comprendere che se dall'altra parte il poliziotto, piuttosto che essere nella volante ad ascoltare, si trova a giocare alle video lottery, perché ogni tanto capita anche questo, allora tu ti fai delle domande sulla deontologia del lavoro, della tua funzione, della professione. Si deve passare attraverso certe esperienze, non si possono bypassare, e sono esperienze soprattutto di sofferenza. Insegnano sempre i classici, si impara attraverso il dolore. Matei pathos, questo è in greco, attraverso il pathos, che è il soffrire, patire, mantano, da cui matematica, matesis e così via è apprendimento, io riesco a comprendere. Se non c'è quella tensione morale ed intellettuale che accompagna le esperienze di sofferenza, qualunque esperienza conoscitiva non ti dà lascito, non lascia eredità. Se io vengo interrogato e vengo squartato vivo, quei 5 minuti che passo accanto alla cattedra, come si faceva nella scuola tradizionale, per me non sono 5 minuti, ma sono 45 minuti. Molto spesso lo studente fa: ma quanto è passato? Ma quanto tempo? Ma quando suona la campanella? E così. Perché c'è una sorta di dilatazione del tempo, e quel tempo ti rimane impresso nella memoria perché tu stai subendo un'umiliazione pubblica, se ci tieni, se stai soffrendo, se il professore sta agendo in un certo modo. Quella sofferenza può, non è che necessariamente, può portarti ad una reazione, non dovrà mai più ripetersi, ergo la prossima volta dovrò essere preparato,
e dovrò studiare. Io ho conosciuto studenti che a seguito di bocciatura all'università hanno poi sostenuto quegli stessi esami con tutt'altro abbrivio, magari prendendo la lode e laureandosi con quello stesso docente con cui inizialmente avevano avuto difficoltà. Ma perché? Perché era stato lo scontro quello che poi si era trasformato in un incontro. Lì dove invece non c'è affatto comunicazione e quindi trasmissione non soltanto di informazioni ma anche di emozioni, di sensibilità, Gardner sosteneva che l'apprendimento dovesse coinvolgere, e quindi anche l'insegnamento, l'emotività, la sfera dell'inconscio e dell'irrazionale. Noi esseri umani siamo soprattutto emozioni, non possiamo non considerarle. Perché prima sono andata ad abbracciare Daniele? Perché io ho trasmesso anche visivamente, quello è un quadro informativo, una volontà. Daniele con l'intervento che ha fatto mi ha emozionato, perché mi ha fatto capire, è inutile che ci sto qua, c'è già qualcuno che ha compreso tantissimo, per non dire tutto, mi ha emozionato. Io posso ancora aver fiducia nel movimento, in questo gruppo, perché c'è qualcuno, e ci sono tanti, che hanno una sensibilità che reagisce, e tutto questo dà soddisfazione non soltanto all'intelligenza. Vi ricordo quello studio della De Monticelli, l'allegria della mente. Quando tu fai una certa esperienza e la fai in un certo modo, tu sei giovane, quanti anni hai per curiosità? 21. Tu sarai passato per insegnanti di insegnanti, ma anche per esempio per allenatori di pratiche sportive, suppongo. Dei 30 oppure 50 insegnanti che hai avuto nel tuo passato, scuole elementari, primario, elementari, scuole medie inferiori, scuole medie superiori, probabilmente anche adesso università, quanti te ne ricordi che ti abbiano lasciato qualcosa? 5, insomma, più o meno. Già dire non tutti significa tanto. Allora lo Stato spende, e qua dovremmo fare una rivoluzione epocale, e poi veramente vi lascio. Noi dobbiamo cambiare il sistema di reclutamento del personale docente. Dobbiamo dare agli insegnanti una gratificazione che prima ancora che economica deve essere sociale. Un tempo nell'Italia che si sentiva ignorante, l'insegnante era un punto di riferimento. Adesso nell'Italia che reputa di essere arrivata, l'insegnante è uno che si va a rubare lo stipendio, soprattutto se è di scuola pubblica. 3 mesi di ferie e così via. Le solite baggianate che anche il governo Renzi ha replicato. In aggiunta, Nicola Morra dice, e mi piacerebbe avere il conforto sempre di Daniele, gli insegnanti che vanno pagati di più, che vanno valorizzati di più, sono quelli che operano nella scuola primaria. Perché se tu mi fai innamorare un bimbo della ricerca, della lettura, della domanda continua, tu mi predisponi un'intelligenza ad essere continuamente in fermento in attività, cioè critica. Se al contrario me lo mortifichi perché lo fai annoiare e lo annoi, ma sapete quant'è brutale uccidere un'intelligenza? Per questo motivo l'insegnante deve essere lui per primo un innamorato di ciò che prova a mettere a disposizione degli altri, altrimenti non trasmette quell'entusiasmos che poi provoca la passione, matei pathos. Poi ognuno di noi ha per fortuna in memoria qualcuno che gli ha trasmesso, perché non dobbiamo neanche essere, perché qualcuno c'è che ancora fa scuola militante. Io ho imparato tanto leggendo Don Lorenzo Milani, ma non soltanto, e allora sono queste le procedure da effettuare, ma sai come? Attraverso responsabilizzazione, cioè che sia chiaro, chi sbaglia paga. Noi abbiamo una sindrome che è molto spiegabile con il mammismo della società italiana, perché noi per certi versi abbiamo modelli matriarcali, noi non facciamo crescere i nostri giovani e quindi li manteniamo, per cui ancora ad 80 anni qualcuno pensa di poter andare a correre appresso alle gonnelle, e quello di Arcore.
Però con queste prassi di deresponsabilizzazione noi non comprendiamo mai quali siano i nostri doveri, e sono doveri, e qua viene sempre in soccorso la nostra Costituzione, inderogabili di solidarietà sociale, economica e politica, è l'articolo 2. Io vi saluto perché devo scappare.